Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buona domenica, rieccoci dunque con la nostra edizione straordinaria, anche oggi per accompagnarvi intanto fino alle 12:30, quando ci sarà la consueta conferenza stampa dalla sala stampa dell'unità di crisi di Marghera del governatore Luca Zai, e poi per raccontarvi un po' le vicende ovviamente legate al coronavirus, ma non solo. Evidentemente adesso daremo anche subito un aggiornamento sulle condizioni di Alex Zanardi. Dicevamo alle 12:30 il collegamento con il governatore Luca Zaia, ieri un importante passo con le parole del dottor Roberto Rigoli, che coordina le microbiologie del Veneto e ovviamente è primario di microbiologia a Treviso, che ha parlato del coronavirus e di una carica infettiva sempre meno forte, quindi probabilmente un momento anche di svolta importante negli scenari futuri anche per la gestione ovviamente dell'emergenza e di questa fase 3. Vedremo oggi cosa invece verrà detto. Peraltro si attendono le ordinanze annunciate sul trasporto pubblico e anche sulle case di riposo. È una giornata importante anche perché è una domenica, per cui è il primo giorno d'estate e quindi inizia, era già iniziata, ma inizia ufficialmente l'estate, quindi una stagione che vede già molte persone lungo il litorale, e oggi faremo vedere diversi scenari. Oggi per esempio ci collegheremo anche con la località di Sottomarina, ad esempio, come le altre località balneari prese d'assalto in questi giorni. Oggi, in questo weekend particolarmente, parleremo però anche delle problematiche che tornano un po' sul litorale, e fra poco vedremo anche il video di una rissa avvenuta nella notte a Piazza Mazzini a Jesolo, una rissa in una zona insomma da sempre un po' delicata della città. Ma torniamo allora a parlare di Alex Zanardi con l'ultimo bollettino. Siamo in attesa dell'ultimo bollettino. Alle 12 ci sarà un nuovo aggiornamento sulle condizioni del campione. Intanto Zanardi ha passato la seconda notte in terapia intensiva e le condizioni restano gravi e stazionarie, e continua il coma farmacologico. È sedato Zanardi, l'atleta continua a essere ventilato meccanicamente, il monitoraggio dei parametri clinici è costante. Secondo i medici al momento Zanardi non è in pericolo di vita, ma i peggioramenti purtroppo possono essere repentini nelle attuali condizioni del campione, e poi ci sono i gravi danni neurologici ancora tutti da valutare. In particolare si è parlato in queste ore di probabili gravi lesioni al campo visivo. Ne ha parlato ieri nell'ultimo bollettino, prima dell'aggiornamento di oggi che sarà alle 12, uno dei medici che sta seguendo Zanardi. Allora sentiamo proprio questo passaggio sulle condizioni e anche sulla gravità dei danni al campo visivo per Alex Zanardi. Le conseguenze sulla vista ci possono essere senz'altro, e quindi abbiamo anche chiesto consulenze da parte degli oculisti, perché c'è qualche lesione naturalmente oculare. Il trauma è anche facciale e quindi è probabile che ci possano essere delle lesioni anche di quel tipo, senz'altro. Però sarà possibile naturalmente valutare e avere delle stime a livello oculare anche questo tra qualche giorno. È difficile poterlo dire adesso. Lo stesso a livello neurologico? Lo stesso a livello neurologico, ripeto, i sedativi non ci consentono di poter fare una valutazione neurologica. Il quadro è talmente compromesso che ci impone una terapia farmacologica. Questa è dunque la situazione, appunto, ovviamente tutto molto tutto in sospeso, ovviamente, per capire come si procederà, come continueranno poi come l'evoluzione delle condizioni del campione. C'è anche, come sapete, un'inchiesta, si parla anche di un video e di un testimone che avrebbe visto Zanardi mentre stava facendo un video con il telefonino durante la discesa. Potrebbe essere questa anche la causa del fatto che il campione ha perso il controllo dell'handbike invadendo la corsia e poi impattando contro il mezzo pesante. C'è anche un'inchiesta per capire perché la strada fosse aperta, un'inchiesta insomma sulla manifestazione. Il sindaco ha detto non c'era nessun annuncio di questa manifestazione, insomma un'inchiesta in corso. Ovviamente cercheremo anche di capire, di tenervi aggiornati
aggiornati, perché ovviamente non c'è solo l'Italia, anche il Veneto ovviamente col fiato sospeso per le condizioni di Zanardi, visto che il campione da anni risiede qui. Cambiamo però argomento e torniamo a parlare di coronavirus, ma anche di politica. Lo facciamo con il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Achille Variati. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno. Allora, a proposito, chiedo anche a lei. Sì. Mi sento veramente vicino e apprezzo molto i vostri aggiornamenti su Alex. Lui rappresenta la capacità, la forza di reagire anche nei momenti più difficili. Lo ha fatto in passato e penso che tutti noi abbiamo le dita incrociate perché lui possa, pur da questa situazione grave, venirne fuori. Quindi grazie per i vostri aggiornamenti. Se ne parlava anche ieri, insomma, proprio in questo momento nel quale la parola d'ordine è riprendere, rinascere, proprio lui sarebbe il testimonial ideale di questa situazione. È proprio così, perché in modo diverso ovviamente ciascun imprenditore, grande o piccolo che sia, deve ritrovare la forza, la volontà, la speranza, la decisione di andare avanti, di produrre, di dare lavoro e ciascuno di noi poi deve riprendere nella sua vita normale le speranze, i progetti, no, di vita che ciascuno ha. E quindi insomma però via, Alex è una persona forte, Senta, fase 3, rinascita, riprendere, aiuta forse in questo senso, aiutano le parole di ieri del dottor Rigoli in conferenza stampa a Marghera, che ha come dire, confermato come gli studi che si stanno facendo parlano di un virus che si sta spegnendo, un virus che ha perso la sua carica infettiva. Chi viene colpito adesso, chi viene come dire, contagiato non finisce in terapia intensiva, quindi è già un elemento importante. Chiaramente ci si interroga cosa potrà accadere in autunno, ci sono diversi scenari, però questo potrebbe essere come dire, un elemento importante per capire anche come gestire i prossimi mesi dal punto di vista anche delle regole, delle restrizioni, per quanto il lockdown di fatto sia finito. Il lockdown è sostanzialmente finito ed è stato consegnato a, come dire, la buona volontà, la capacità di responsabilità di ciascuno di noi, perché ora i virologi, io non sono un virologo, prendo atto di quelle cose che dicono, e cioè che il virus ha perso, se posso dire, virulenza, no? È meno infettivo in altri termini. Però non è una novità, perché nella famiglia dei coronavirus, dove ci stanno i virus influenzali, è sempre stato così. Il virus colpisce nella stagione fredda, poi dà delle conseguenze più gravi come implicazioni e complicazioni nella primavera e poi via via scema. Però attenzione, perché poi viene l'autunno e magari un altro ceppo, un altro virus per il quale chi aveva fatto il vaccino la volta prima ne deve fare un altro, può riprendere, no? Ora, questo virus non è ancora completamente noto alla scienza. Però ha dei comportamenti che un po' assomigliano agli altri coronavirus. Ergo, cosa voglio dire? È facile, come tutti noi speravamo, che durante l'estate noi non avremo una ripresa dell'infezione e quindi potremmo fare un'estate, tra virgolette, un po' normale. Però attenzione che poi vengono i freddi autunnali e potrebbe riprendere. Qual è l'unico antidoto vero che noi dobbiamo applicare con la buona volontà di ciascuno? Anche se non avremo fuori le mascherine. Le mascherine dovremmo portarle dentro nei luoghi dei supermercati, quando riprenderanno al chiuso le manifestazioni, nei negozi. Chi serve all'interno del negozio, chi lavora all'interno di un negozio dovrà portare la mascherina. Non sarà semplice, perché d'estate avere sto robo sulla bocca e sul naso è una cosa che darà fastidio, ma dovremmo il più possibile, a mio avviso,
mantenere questo distanziamento e questa cautela, perché se i focolai saranno ridottissimi, noi avremo un autunno tranquillo e quindi potremmo guardare veramente con fiducia verso il futuro, in attesa che arrivi ovviamente il vaccino. Se dovessimo avere dei comportamenti, come dire, di chi dice ma ormai è passata, è finita, e quindi faccio quello che voglio, abbraccio, bacio chiunque, insomma, dentro i negozi non mantengo il distanziamento. Quel maledetto virus può passare da alito a alito, da polmone a polmone, e siccome non è una roba nota fino in fondo, quel virus di cui tu potresti diventare un positivo asintomatico, cioè senza nessun sintomo, potrebbe poi scoppiarti in sede successiva con il freddo. Quindi mi raccomando, lo facciamo noi che abbiamo delle responsabilità, lo facciamo pubbliche, lo facciamo tutti, anche chi fa la vita normale di cittadino. Costerà poco, ma in alcuni ambienti al chiuso noi raccomandiamo di portare le mascherine. Ecco, a proposito di queste raccomandazioni, le faccio vedere, non so se sono pronte, ma le faccio vedere alcuni scatti che ci hanno girato alcuni telespettatori da Jesolo. Non è Jesolo per dire il litorale, perché la situazione è un po' la stessa. Non so se lo riusciamo a far vedere, chiedo alla regia, eccolo qua. Che cosa dice? Non so se le vede. Le vedo perfettamente, ecco. Mi pare che lì siamo in un tratto di spiaggia libera. Spiaggia libera, sì. Ci sono gli asciugamani messi lì con la gente una vicino all'altro. È sbagliato, non succederà niente, può darsi che non succeda niente, però è sbagliato, perché vede, se uno solo di quelli lì, dei bagnanti che sono lì nel gruppo, se uno solo ha il virus, gli altri se lo portano a casa, magari nessuno avrà sintomi, ma c'è il futuro. Quindi è sbagliato, piccoli comportamenti, via, dai. Se pensiamo alle sofferenze, e devo dire anche ai morti che abbiamo avuto, ma soprattutto le sofferenze di chi ha preso il virus, ce ne ricordiamo, no? Certo. I pazienti con la pancia lì giù per cercare di farli respirare un po' meglio senza doverli intubare, la testa che ti scoppia, il polmone che non respira. Dai, ecco, questi sono gli avvertimenti che dobbiamo continuare a dare, ma senza creare ansia però, perché veda, quelli lì, adesso bisogna vedere un po' com'era la spiaggia un po' prima, ma bastava un pochino più distanziati, no? Un metro in più, via, dai, non mi pare, non mi sembrano cose così complicate. Senta, veniamo allora alla questione elezioni. Ci si aspetta di capire allora questa benedetta data, ci si sta orientando, sappiamo che la finestra è 15 settembre, 15 dicembre, ci si sta orientando verso il 20 di settembre come election day, però non c'è ancora, diciamo, l'ufficialità. Quando secondo lei ci sarà questa ufficialità? Intanto mi consenta, io ho vissuto in Parlamento tutta la complessa procedura per arrivare all'approvazione del decreto, e lì c'era gente che come Fratelli d'Italia, per capirci, che ha fatto addirittura un durissimo ostruzionismo perché volevano votare in ottobre, e cominciavano a dire no, ma perché voi non volete far votare, cioè, una serie di cose che non stanno né in cielo né in terra. Il governo, sentite anche le regioni, ha cercato di trovare una soluzione che un po' non piace a nessuno, ma forse proprio perché non piace a nessuno è la soluzione più giusta, tra la richiesta dei governatori, compreso il presidente Zaia, che avrebbe voluto votare molto presto, tendenzialmente il 6 di settembre, domenica 6 settembre, e il centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia, eccetera, che volevano votare ai primi di ottobre, se non anche più in là. Tra chi voleva che si facesse una votazione solo per le regionali e al massimo per le amministrative, e un'altra votazione in un'altra domenica per il referendum confermativo del taglio dei parlamentari. Allora, abbiamo pensato che la soluzione intermedia, quella di domenica 20
lunedì 21, perché saranno 2 giorni, certo, domenica 20, lunedì 21 settembre, fosse una soluzione intermedia che consentisse di avere un po' di fare la campagna elettorale, perché la data del 6 settembre che voleva anche Zaia è una data per la quale la campagna elettorale, per quanto modesta, va bene, si sarebbe dovuta fare in pieno agosto. Dai, insomma, non mi pareva una soluzione, come dire, di grande democrazia, anche se il presidente Zaia, lo sanno tutti, anche i Sassi, no? che è la figura più, insomma, con la maggiore probabilità di essere rieletto presidente. Però la democrazia esige che ci sia un confronto anche con altre idee, e così cresce la democrazia anche in Veneto, no? E quindi avere una ventina di giorni in settembre, l'ultima settimana di agosto, una ventina di giorni in settembre per dei confronti, per riflettere sui tanti problemi, perché al di là del coronavirus il Veneto ha una serie di problemi, vero? Dalle infrastrutture alle portualità, all'alta capacità ferroviaria, al sistema scolastico universitario, alla stessa sanità, che pur avendo retto l'impatto col coronavirus ha dimostrato alcune fragilità anche nel modello Veneto, in particolare per le RSA, cioè le case di riposo dove ci stanno i nostri anziani, no? E quindi via un po' di campagna elettorale. E si sono arrabbiati quelli di Forza Italia, quelli di Fratelli d'Italia, sono arrabbiati, hanno fatto di tutto per non far passare questa legge, invece poi con i numeri a maggioranza si è chiusa. Quindi andiamo verso quell'ipotesi e sarà un election day quasi certamente. Ma le chiedo questo, cosa manca per avere l'ufficialità tecnicamente? Perché magari per chi non è, come dire, avvezzo a queste cose. Tenga presente che per effetto dell'autonomia la data delle elezioni regionali la stabilisce il presidente della regione, non lo Stato. Quindi è Zaia che deve dare l'ufficialità. Zaia, insieme, immagino io, con gli altri suoi colleghi delle 6 regioni che vanno al voto, non credo che faranno uno vota una domenica, uno ne vota un'altra, insomma, presumo che si posizioneranno. Totti in Liguria lo ha già detto, attorno al 20 di settembre, e ritengo che nel giro di qualche settimana, di solito guardi che vengono fissate un 2 mesi prima la data delle elezioni, è sempre stato così. Anche noi ci orienteremo verso quella data. Io penso comunque di poter dire che la data sarà il 20-21 settembre. E poi il Viminale sta lavorando a questa ipotesi, chiedo conferma a lei, di riuscire magari a evitare il disagio della chiusura delle scuole con dei seggi che siano fuori dalle scuole. È così? Guardi, io sa che sono una figura che parla sempre chiaramente, molti magari possono non essere d'accordo con me, però è giusto esprimersi con grande chiarezza. Anche il segretario del Partito Democratico, Zingaretti, ha chiesto di votare in seggi fuori dai plessi scolastici. Però, per essere realistici, in Italia, perché poi con referendum tutta l'Italia, no, è coinvolta, su circa 62.000 seggi dove si vota, su 62.000, 54.000 si trovano da sempre dentro i plessi scolastici. Chi è che stabilisce dove si vota? Lo Stato? No, per legge, sono i comuni, i quali sono tenuti a mettere a disposizione gli spazi per i seggi elettorali. Io non credo sia realistico. Oggi ne abbiamo 21, diciamo, quindi a proposito, buona estate a tutti, malgrado tutto. Non credo sia realistico tra il 21 di giugno e il 20 di settembre riuscire a fare un'operazione complessa in cui in tutti i comuni si allestiscano seggi in luoghi diversi dalle scuole. Perché veda, le scuole sono anche vicine, no? Uno deve andare a votare in un luogo vicino, se no scoraggiamo il voto, e questo sarebbe una cosa molto negativa.
Quindi dobbiamo fare in modo che se spostiamo il seggio sia in un luogo pubblico, dice la legge, abbastanza vicino alla scuola. È possibile fare tutto questo, attenzione, perché ciascuno di noi ha una scheda, un certificato elettorale dove c'è scritto, la targhetta dice: lei, signor Rossi, deve andare a votare presso il seggio numero, sito, quindi dobbiamo cambiare tutte le etichette. Allora, cosa realisticamente sarà possibile fare? Anche se in prospettiva dovremmo cercare di, nel giro di un certo numero di anni, di spostare i seggi dalle scuole, noi faremo come Viminale, ci stiamo lavorando, avremo un incontro molto importante con i comuni martedì, in videoconferenza a Roma con l'ANCI, e chiederemo ai sindaci, a ciascun sindaco anche del nostro Veneto, se il sindaco che sa dove lui ha i seggi, se un sindaco ha un'idea e dice: io potrei liberare quella scuola elementare, quella scuola media, potrei togliere il seggio e lo vorrei mettere nella palestra, nel cinema, nella sala civica che ho a poca distanza. Bene, con la collaborazione attraverso i prefetti, lo Stato darà l'autorizzazione e aiuterà anche a delle spese aggiuntive che ci saranno. Però deve partire dal basso. Lei dice non è molto realistico, mi pare di capire. Quindi io conto che su 62.000 seggi, di cui ripeto 54.000 nelle scuole, sarei contento se alcune migliaia intanto di quei seggi potessero spostarsi dalle scuole. Ma pensare che tutti i 54.000 seggi siano in tutti i comuni spostabili dall'oggi al domani, secondo me non è assolutamente realistico. Benissimo, grazie allora, grazie alla sottosegretaria del Ministero dell'Interno Achille Variati anche per questa sua esame, insomma, della situazione. Grazie e buona domenica. Buona domenica a voi e a tutti i telespettatori. Grazie. Allora, andiamo a Marghera dalla nostra Ilaria Marchiori insieme a Sandro Ponchio. Siamo quindi all'esterno come sempre della sala stampa dell'unità di crisi della Protezione Civile. Ilaria. Sì, buongiorno Nicola, una buona domenica a tutti i nostri telespettatori. Siamo qui in attesa della conferenza stampa quotidiana del governatore Zaia, di capire che cosa ci dirà oggi, mentre sappiamo che domani arriveranno, o meglio dovrebbero arrivare, ma il governatore sembrava abbastanza fiducioso, le linee guida per quanto riguarda il trasporto, ma questo sarà domani. Vedremo invece oggi che cosa ci dirà il Presidente. Invece sia a Venezia che lungo il litorale presenza di turisti, evidentemente sia tra ieri e oggi hanno approfittato delle bellissime giornate dopo qualche giorno di maltempo e di pioggia. Ad esempio ieri Venezia è stata veramente presa letteralmente d'assalto dai turisti, tanto che proprio in poco tempo i parcheggi erano già esauriti a Piazzale Roma e bisognava portare l'auto nella zona del Tronchetto, e così anche lungo il litorale veneziano, sia ieri che a partire da questa mattina a Jesolo, ad esempio, una foltissima presenza. Ma proprio per parlare di Jesolo, un fatto di cronaca. Sì. Hai visto che Variati ha un po' stigmatizzato quelle immagini che ci sono arrivate in redazione di assembramenti sulla spiaggia libera? Insomma, è una situazione che non riguarda solo Jesolo, poi magari vedremo com'è la situazione a Sottomarina. So che tu farai un giro poi nel pomeriggio a Sottomarina, però insomma ha detto insomma così non va. Sì, ho sentito, anche se a tratti, quanto detto durante il collegamento con te di poco fa, ma certamente è una situazione senza dubbio diffusa, non riguarda solo Jesolo ma anche altre spiagge, altre zone del nostro litorale. Proprio al termine della conferenza ci recheremo nella zona di Sottomarina per vedere com'è la situazione e a che livello
di assembramenti possiamo insomma far fronte e vedere che cosa succede, anche perché questa è una domenica veramente splendida a livello meteorologico, e quindi sarà importantissimo vedere anche come sarà il traffico, soprattutto lungo la Romea, che sappiamo essere una strada sempre trafficata, spesso anche pericolosa. Tornando un attimo a parlare di Jesolo, una cosa importantissima, oltre le lunghe code che si sono create sia ieri che oggi, c'è stata un problema invece per quanto riguarda la prenotazione attraverso la app, perché spesso si è bloccata, rallentando le prenotazioni e spesso portandole all'ultimo momento, quindi creando non poche difficoltà. E l'ingegnere che si è occupato di gestire questa app ha detto che in realtà perché in poco tempo, in questa settimana, insomma negli ultimi giorni, sono stati superati i 40.000 accessi, e quindi non erano preparati a queste presenze, tra cui anche di turisti tedeschi e stranieri. Quindi da un lato molto bene perché il turismo si sta muovendo, perché stanno arrivando anche gli stranieri, però dall'altro l'app si è in qualche modo bloccata e quindi va perfezionata o sistemata. Per quanto riguarda invece la zona di Cavallino Treporti, per i pendolari da ieri invece è scattata anche la prenotazione spiagge libere. In questo caso lo si fa attraverso un sito internet solamente per aver diritto all'accesso, visto che la prenotazione non dà diritto a un posto stabilito. Quindi anche in questo caso però poi sono scattate alcune polemiche tra chi dice la spiaggia libera deve essere libera, quindi sappiamo che da una parte o dall'altra si creano sempre delle polemiche tra chi è d'accordo e chi non lo è, ma si sta anche cercando di far pratica, di rodarsi per fronteggiare al meglio una stagione turistica sulle spiagge e vietare il più possibile gli assembramenti e il rischio di eventuali contagi successivi. Rimaniamo invece a Jesolo, perché questa notte intorno alle 2:30 è successo un episodio di cronaca. C'è stata una rissa tra una trentina di giovani, poco più che maggiorenni, tutti sui 20 anni circa, appartenenti a due gruppi diversi che si sono affrontati in una delle zone centrali di Jesolo, ovvero Piazza Mazzini. Ci sono state 4 persone ferite e naturalmente è stato necessario l'intervento degli agenti di polizia per sedare questa rissa, perché sarebbe potuta degenerare. Quindi, come si vede, riprendono anche, ahimè, questi spiacevoli episodi di cronaca. Con le riaperture totali bisogna far fronte anche a questi fenomeni. Naturalmente i motivi al momento sono sconosciuti, i motivi di questa rissa lo stanno cercando di capire gli agenti che sono intervenuti, però è una delle zone più calde anche dal punto di vista dello spaccio. Adesso lo faremo vedere quel video, che adesso lo facciamo anche vedere e sentire. Bene, grazie allora, grazie a Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Allora fra poco, fra mezz'oretta, sentiremo dalle parole di Luca Zaia, del governatore, quali le novità insomma in arrivo. Allora facciamo vedere questa rissa che c'è stata la scorsa notte in piazza Mazzini a Jesolo, e poi andiamo in pubblicità.
Queste alcune delle immagini di questo video, insomma, abbastanza impressionante dei momenti di tensione che ci sono stati in Piazza Mazzini a Jesolo. Poi questa sera ve lo racconteremo in un servizio. Allora abbiamo qualche minuto di pubblicità e poi torniamo in diretta. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria, 25 minuti circa alla conferenza stampa del governatore del Veneto Luca Zaia. Allora parliamo di rinascita, perché ne abbiamo parlato poco fa anche con il sottosegretario del Ministero dell'Interno, Achille Variati. Insomma, abbiamo commentato anche quelle che sono le parole importanti di ieri del dottor Roberto Rigoli, il virus che insomma si sta spegnendo, si guarda un po' oltre, anche se bisogna continuare a mantenere la guardia alta, e ha stigmatizzato un po' quelle immagini di assembramenti lungo le spiagge, però insomma la parola d'ordine è rinascere, e è in corso in questo momento a Venezia la Vogada della Rinascita, un evento importante insomma anche per dare un segnale alla città. Allora ci colleghiamo con il nostro Lorenzo Maier, che sta seguendo questa manifestazione, insomma, per parlarci un po' di come sta andando. Lorenzo. Ciao Nicola, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori, buona domenica. Dunque, dicevi bene da studio, è la giornata della rinascita questa per Venezia, e non si può parlare di rinascita per Venezia senza pensare ai regni. Per questo motivo, grazie all'organizzazione del Panatron, è partito da circa un'ora, alle 11, abbastanza puntualmente, un corteo di barche. La Vogada della Rinascita. Le imbarcazioni, tantissimi davvero i rematori, sono già arrivati davanti all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo, dove si è tenuto uno dei momenti più importanti di questa mattinata, l'omaggio a sirene spiegate, il ringraziamento da parte di tutto il mondo veneziano per l'operato dei medici che stanno fronteggiando, che sono stati impegnatissimi in queste settimane per difendersi dal coronavirus. Da sottolineare anche la presenza tra il personale sanitario di un medico americano che si è gemellato con Venezia e ha affrontato anche lui, anche per l'ospedale veneziano, la lotta al coronavirus. Per questo motivo tra circa un'ora insomma, è previsto l'altro momento apicale di questa manifestazione, ovvero l'arrivo davanti alla Chiesa della Salute. Chiesa della Salute che è nel cuore di tutti i veneziani, dove appunto è attesa la presenza dell'ambasciatore americano e anche del patriarca Francesco Moraglia. Sulle note del coro dell'orchestra della Fenice, quindi un altro momento veramente suggestivo di cui daremo conto nei prossimi nel corso dei nostri telegiornali. Com'è nata questa idea della Vogada della Rinascita? La Vogada della Rinascita è nata grazie al Panatron Club, che ha subito avuto il sostegno del Comune di Venezia e dell'URSS 3 Serenissima, e anche tra i vari enti che hanno collaborato, appunto quello dell'orchestra del teatro La Fenice. Perché? Perché possiamo così pensare che questo momento di unione del mondo lemiero sia un po' stato quello che è mancato circa 20 giorni fa in occasione della festa dell'Assenza che avevamo seguito. Ricorderete in quell'occasione che si era tenuto ugualmente la cerimonia dello sposalizio di Venezia con il mare, ma non il consueto corteo lemiero, che è un po' il simbolo di Venezia. Anche durante la festa dell'Assenza si celebra un po' la partenza della stagione estiva, del mondo delle regate, insomma un po' di Venezia che entra nel suo momento clou, nel suo momento più vivo, più amato per quanto riguarda il popolo del Remo. Bene, questo momento non c'è stato, si è così voluto probabilmente anche recuperare quello che era mancato in quell'occasione, anche perché mi dai un bel assist, Nicola, per ricordare che domenica prossima 28 partiranno proprio tutte le regate, ripartirà il circuito delle regate comunali e quindi non ci poteva essere occasione migliore che la domenica prima per fare questo prorogo e per riparare a quello che non era stato fatto
durante la festa della Senza. Poi ci sarà ovviamente anche il Redentore, insomma, che è un altro momento che qui a Venezia si attende con una certa trepidazione, che sarà, come il sindaco ha detto più volte, confermato con la presenza delle barche, come al solito, con la messa nella cattedrale del Patriarca, che poi benedirà la città, e mai come in quest'anno. Ecco, tutte queste iniziative sono molto sentite e molto attese. Ecco, mi ricordo, insomma, giusto per tracciare un bilancio di 3 mesi e oltre di coronavirus, ci sentivamo 3 mesi fa circa, sempre di domenica, e raccontavamo un po' la Venezia spettrale, la Venezia come tutte le città, ma Venezia aveva, diciamo, un colpo d'occhio particolare perché eravamo abituati a vederla carica di turisti. Un tuo bilancio, insomma, di questi giorni, invece, di queste settimane, insomma, in cui il lockdown è finito, come sta ripartendo Venezia, la città, il centro storico? Se è una ripartenza lenta anche a livello di turisti? Diciamo che la voglia di ripartire c'è anche, se vogliamo, in questa situazione emergenziale, che rimane una situazione emergenziale, ma non perché lo diciamo noi, perché ce lo dicono gli esperti, sia dal punto di vista della lotta al virus, di cui, come dicono tutti, non bisogna mai abbassare la guardia, sia anche per quanto riguarda una questione economica. Ecco, diceva molto bene il Patriarca quando ci sentivamo in occasione delle messe che trasmettevamo, che la paura e il pericolo è quello che si possa creare un'emergenza sociale. Ecco, per cui non bisogna cade la guardia, però da parte della gente, ecco, anche da parte dei veneti, Venezia, le sue isole, anche di Lido, Pellestrina, Venezia Centro Storico, poi in queste settimane è anche stata riscoperta un po' da tutto il popolo del nostro Veneto per la gita fuori porta, per l'apertura degli stabilimenti balneari, si vedono tantissime biciclette dove si può andare nelle isole con le biciclette, tantissime famiglie. È chiaro è che ora tutto il mondo del turismo veneziano confida anche nella ripartenza, ecco, dall'apertura delle frontiere, quindi che possa partire un turismo che possa anche affollare gli alberghi, anche se non potrà essere tutto come prima, anche se andranno trovate anche da parte delle istituzioni delle misure per far sì che Venezia non si regga solamente sul turismo. Sentiamo dire in questi giorni, ecco, che ovviamente i ristoranti non sono abbastanza vuoti, non sono affollati come prima, i negozi, soprattutto magari di Rialto. Giusto ieri parlavamo con un rappresentante dei commercianti, parlava per ora di un calo della fatturazione addirittura del 90%, quindi vendite che sono ancora molto basse per quanto riguarda i capi di abbigliamento, però c'è voglia di ripresa da parte della gente. È chiaro che ci vuole poi che tutte le componenti che governano la città si mettano insieme per un grande progetto di rilancio, perché, come ci ha insegnato il coronavirus, il singolo da solo non fa niente, ma tutti insieme possiamo fare qualcosa di importante. L'ultima cosa che ti chiedo, visto che sei il nostro anche inviato come sempre al Lido, alla Mostra del Cinema, abbiamo raccontato nei giorni scorsi, insomma, la conferma della Mostra del Cinema, questo è un altro capitolo importante in chiave rinascita. C'è un'altra novità importante? Sì, giusto questa mattina, quindi possiamo dare questa bella, direi anteprima ai nostri telespettatori, e possiamo darvi la conferma che Kate Blanchett, la presidente di giuria di Venezia 77, questa famosissima attrice australiana che è stata anche in corsa per i premi Oscar, molto famosa, ecco, ha confermato questa mattina alle ore 9 che vuole essere presente a Venezia fisicamente, quindi sarà una presidente di giuria presente come avviene solitamente, ma che non si vuole assolutamente affidare a collegamenti Skype o in videoconferenza, vuole essere presente a Venezia perché ha detto al suo entourage, allo staff della Biennale, che vuole bene a Venezia e alla mostra, e quindi in attesa che venga presentato il programma martedì 28 luglio in streaming, anche questa novità di quest'anno post coronavirus, in attesa che vengano quindi svelato poi il programma dei film e degli attori che ci saranno, possiamo dire che Kate Blanchett è la prima conferma di Venezia 77, ed è una bellissima conferma, credo che fa contento tutto il mondo del cinema e tutti i cinefili.
Quindi il 28 luglio ci sarà la presentazione, diciamo, ufficiale del programma? Martedì 28 luglio sì, sarà presentato il programma, non sarà fatto come avveniva solitamente a Roma per evitare gli assembramenti, sarà una presentazione in streaming trasmessa nel sito della Biennale, dove Alberto Barbera, che è già al lavoro e sta veramente lavorando tantissimo, e vedrete che ci stupirà con delle sorprese importanti, perché ne sentiamo parlare anche se di conferme ufficiali ancora non ce ne sono, verrà presentato il programma, quindi dal 28 di luglio sarà presentato tutto il cartellone di Venezia 77. Potrebbe darsi che qualche giorno prima sia già divulgato il nome del Leone d'Oro alla Carriera. Alla Carriera, certo. Non lo possiamo confermare. Comunque il 28 luglio avremo tutto il programma. Posso anche aggiungere, Nicola, che appunto le nuove normative regionali volute dal governo Tresaia hanno molto anche così infrancato la Biennale. Ricorderete le parole del governatore quando diceva: con questi numeri non si può fare neanche un piccolo cineforum. Ecco, la capienza del sale sarà al 50%. La speranza della Biennale è che sia un 50% a salire, nel senso che ci viene dentro le spazi che il virus perde la sua potenza, ecco, per cui si spera che per settembre la potenza sia pressoché azzerata, quindi di poter salire. Comunque per ora una capienza del 50% è comunque una capienza importante rispetto alle previsioni che si facevano solo qualche mese fa, si parlava di 200 persone, per cui siamo andati molto bene a salire. C'è già la soluzione che Alberto Barbera, Angela Savoldi e tutto il suo staff, approfittiamo anche per ringraziare Paolo Rughi, che è del coordinamento ufficio stampa della Biennale, che ci sta seguendo in queste settimane. C'è già il piano di poter proiettare un po' meno film, ma almeno per quanto riguarda i titoli principali, in tutte le sale della mostra, così nessuno potrà rimanere escluso, perché non può visionare la proiezione. Quindi qualche film in meno a favore di una partecipazione di tutti, proiettando lo stesso titolo su più sale e probabilmente anche in questa è una buona soluzione sicuramente. Grazie Lorenzo Maier, tante novità ci hai raccontato, e poi lo vedremo stasera nel completo come è andata questa vogada della rinascita a Venezia, e poi questa novità importante di Cate Blanchett, dunque vuole essere fisicamente presente, la presidente di giuria della mostra del cinema, questa straordinaria attrice, vado a memoria, 2 premi Oscar come miglior attrice non protagonista per The Aviator di Scorsese e come attrice protagonista poi qualche anno dopo per il film Blue Jasmine di Woody Allen. Insomma, un'attrice straordinaria, una delle migliori attrici del mondo e anche, diciamo, degli ultimi anni, e che sarà appunto presidente della giuria a Venezia per la mostra del cinema, e vuole essere, insomma, confermato la sua presenza fisica al Lido per la mostra del cinema. Grazie allora a Lorenzo Maier. Noi continuiamo allora in attesa di avvicinarci alla conferenza stampa di Marghera. Una nota importante che riguarda il virus e l'evoluzione del coronavirus a livello anche mondiale o almeno nazionale. Dice l'OMS, cambiano le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il rilascio dell'isolamento dei pazienti che hanno contratto l'infezione del nuovo coronavirus. Non servono più necessariamente 2 tamponi negativi a distanza di almeno 24 ore, oltre alla guarigione clinica. Le linee guida provvisorie dell'OMS, aggiornate al 27 maggio, prevedono che bastino 3 giorni senza sintomi per evitare l'isolamento. 3 giorni senza sintomi, inclusi febbre e problemi respiratori. Insomma, si va verso questa direzione, è un po' quello che diceva anche ieri il dottor Rigoli. Allora risentiamo le parole del coordinatore delle microbiologie del Veneto in conferenza stampa da Zaia ieri. Noi abbiamo pochissimi positivi rispetto al periodo passato, e di questi positivi iniziamo a porci il problema se sono veramente positivi o sono dei
falsi positivi, e questo dà il segnale che il virus sicuramente si sta spegnendo. Non più uno squalo, per usare le parole del presidente Zaia, ma un pesciolino. L'esame dei tamponi eseguiti dal 1 giugno a oggi dice che il Covid-19 ha perso di aggressività e di capacità di attecchire. Prova ne è che in un contesto a rischio come l'ex caserma Serena di Dosson il contagio si è fermato a 2 soggetti. Il virus è meno virulento e lo vediamo, cioè è una cosa talmente lampante, non abbiamo più pazienti che arrivano ricoverati, sicuramente circola meno probabilmente anche per quello che abbiamo fatto tutti quanti. Su 60.000 tamponi solo 210 positivi, e di questi solo in 11 casi rintracciarlo in laboratorio è stato possibile entro i cicli di cosiddetta amplificazione del virus normalmente previsti. Per gli altri la ricerca è stata molto più difficoltosa e questo, secondo il coordinatore delle microbiologie del Veneto Rigoli, spinge a riconsiderare l'effettiva positività e soprattutto la contagiosità di questi soggetti. Riteniamo che probabilmente alcuni pazienti a cui noi diamo un risultato positivo in biologia molecolare al tampone, questi potrebbero non essere infettanti e potrebbero avere dei virus morti o dei pezzi di virus. Tracce rimaste a livello cellulare non più attive, dati preliminari, sottolinea Rigoli, da consolidare, ma di cui il Veneto è in possesso e il mondo scientifico deve tener conto e che permettono una possibile lettura dei prossimi mesi. Ci sono 3 possibili cose che succedono. Una, torna virulenta come prima, ma questo mi pare abbastanza difficile. 2, torna come è successo per l'H1N1 e come altri virus che sono diventati tra virgolette buoni, che fanno parte dei normali virus influenzali che tornano ogni anno. 3, potrebbe non tornare e seguire la strada della SARS, che tra il 2003 e il 2004 ha fatto quello che doveva fare e poi è scomparso. Novità sono in arrivo infine anche sul fronte della diagnostica. Si sta sperimentando un test multiplo per il prossimo inverno in grado di distinguere tra Covid e influenza stagionale. Queste le parole del dottor Rigoli, dunque molto importanti. Torniamo a parlare di Alex Zanardi. In attesa dell'ultimo bollettino si parla di condizioni stabili ma sempre gravi per il campione ricoverato all'ospedale di Siena dopo l'intervento neurochirurgico per le fratture al cranio e al volto. Come sapete il problema è anche quelli che possono essere, oltre ai danni neurologici, anche i danni alla vista. Nel frattempo pare siano senza conferme per ora le voci, insomma, di un testimone secondo cui Zanardi stava girando un video con il telefonino e potrebbe essere una delle cause dell'incidente o del fatto che abbia perso il controllo dell'hand bike andando a impattare contro il mezzo pesante. Insomma, non ci sono ancora conferme di questa testimonianza effettiva. Nel frattempo l'attesa ormai da venerdì sera è per capire se Zanardi uscirà da questa situazione, e c'è l'affetto di un paese di Noventa Padovana dove abita. Se sulla terra esistono gli angeli, Alessandro Zanardi ne ha 2 tra i vicini di casa. Agata e India sono arrivate con la mamma fin sul cancello di casa del campione e hanno lasciato peluche e disegni con cuori e stelle con scritto "Forza, non mollare, ce la farai". Il pilota bolognese, noventano di adozione, ha proprio fatto proseliti. Ora sono i suoi ammiratori a dirgli "Vivi, risorgerai anche stavolta". Un incoraggiamento per Alessandro, per la moglie Daniela e loro figlio Nicolò. A Noventa il dispiacere è enorme, ma da qui parte un fiume di incoraggiamenti a Zanardi. È un esempio per tutti, per i giovani, per me che sono vecchia, è una persona eccezionale. Adesso mi viene da piangere, allora... È già risorto una volta. Sì, diamole un'altra opportunità. Diamole un'altra opportunità perché se lo merita. È una forza della natura quell'uomo, lui e anche la sua famiglia. Risorge un'altra volta, ce la farà. Spero che come ce l'abbia fatta la prima volta ce la farà anche questa volta, perché è un grande, c'ha tanta forza e quindi... Se lo merita? Sì, ha voglia, è un unico campione, campioni così non se ne vedono e quindi ce la farà. È forte, Alex è forte. Mi capita spesso di vederlo qui per Noventa Padovana, quindi lo vedo, lo sento vicino e speriamo bene. Preghiamo che venga, che vada per il meglio. Sono molto dispiaciuta per Alex, speriamo che lui ce la faccia, veramente. È già risorto una volta. E risorgerà anche questa.
Questa è la speranza un po' di tutti noi, insomma, di tutta Italia. Sequestrati nel frattempo ovviamente per l'inchiesta sia il telefonino di Zanardi che il land bike, il mezzo sul quale si stava effettuando questa corsa, la staffetta tricolore, e l'inchiesta è anche per stabilire come fosse stata organizzata questa corsa nella zona di Pienza. Torniamo al coronavirus e alla ripartenza. Abbiamo visto le immagini, poi ne vedremo altre, della Vogada della Rinascita, 150-200 imbarcazioni nel centro storico, su Laguna a Venezia, per questo simbolo di rinascita. La rinascita passa anche dal turismo, come sapete il comparto più colpito dal coronavirus in Veneto, ma non solo. Intanto le agenzie di viaggio piano piano tornano a mettersi in moto, perché appunto si torna a viaggiare, anche se lo si fa soprattutto in Italia. Allora sentite il servizio di Nicola Marcato. Sì, buongiorno signora. Certo signora, siamo aperti con piacere. Ci trova tutti i giorni dalle 9 alle 13 oppure il pomeriggio su appuntamento. Da questo mese inizia la ripartenza, le prime telefonate confermano il trend positivo. Il turismo ha subito una battuta d'arresto non indifferente, ormai è risaputo. Quello che non tutti sanno però è che le agenzie di viaggio invece non si sono affatto fermate. In questi mesi di lockdown infatti il lavoro è continuato anche da casa in smart working. Un modo per restare vicini ai propri clienti e, sorpresa ancora più incredibile, anche vicino a chi aveva deciso di partire in autonomia e poi si è trovato bloccato all'estero per via del Covid. Nell'agenzia di Lidia Pagnanini hanno aiutato a tornare a casa dall'estero molti trevigiani, dai ragazzi in Erasmus fino ai viaggiatori fai da te, chi bloccati in Brasile, chi negli Stati Uniti. Una cosa positiva che è emersa da tutta questa situazione è che tanti clienti, tante persone che prima si rivolgevano comunque ai canali online per l'acquisto di pacchetti, voli, soggiorni, adesso hanno capito, hanno riconosciuto l'importanza, la garanzia e il servizio che dà un agente di viaggio e sono rientrati dalle nostre porte. Il lavoro nelle agenzie da questo mese sta iniziando fortunatamente ad aumentare. I trevigiani vogliono tornare a viaggiare. Le prenotazioni in maggioranza scelgono il territorio italiano per non rischiare imprevisti riguardo a cancellazioni di voli o blocchi causa Covid. Ecco allora che le agenzie hanno accantonato le mete all'estero, proponendo le classiche spiagge del sud Italia e delle isole. Noi abbiamo aperto nuovamente l'agenzia il 3 giugno, dopo appunto 3 mesi di chiusura totale, quindi di fermo di ogni attività, con conseguenti cancellazioni e spostamenti dei vari viaggi organizzati. Non possiamo dire sicuramente che c'è l'affluenza degli anni passati, ma comunque qualcosa inizia a muoversi. I prezzi si sono alzati come tutti gli anni anche per via delle spese di sanificazione necessarie, ma molti si augurano di utilizzare il bonus vacanze, un ulteriore modo per promuovere di più il nostro paese. Gli addetti ai lavori nel frattempo chiedono al governo le giuste attenzioni per garantire la ripresa del settore. Cerchiamo di non essere più invisibili, cerchiamo aiuti concreti, quindi un bel fondo perduto, un bel sostegno alle nostre imprese. Queste erano le richieste delle agenzie di viaggio che stanno appunto ripartendo. Vedo dietro alle mie spalle il tavolo pronto per Zaia. Non so se facciamo in tempo a mandare anche il servizio che riguarda un effetto anche del coronavirus che è emerso ieri all'assemblea dei soci della latteria Soligo, cioè che c'è stato un boom di consumi anche di formaggio e latte proprio durante il lockdown. Allora vediamolo, pronti ad entrare, interrompere ed andare in diretta nel caso poi inizi la conferenza stampa di Zaia. Vediamo. L'esperienza del Covid come distribuzione mi pare che vi abbia premiato, almeno per quanto riguarda il prodotto direttamente al consumatore. Ma sulla grande distribuzione sicuramente sì, sicuramente tutto quello che facevamo per l'Oreca, la pizzeria vuol dire pizzeria, bar e ristoranti, no, veramente è stato qualcosa di devastante. E questa è la fotografia economica dei mesi del contagio, scattata dai bilanci della latteria di Soligo, che alla soglia del solstizio d'estate ha tenuto forse l'assemblea sociale più singolare dei suoi quasi 140
50 anni di storia. Niente in sala con le immagini dei fondatori del Lo vedremo, Beato allora interrompiamo, lo vedremo questa sera nel nostro telegiornale di Treviso, perché è arrivato il governatore Zaia. Allora vediamo cosa dirà oggi Zaia. Siamo in attesa anche di capire dell'ordinanza per trasporto pubblico e case di riposo. Vedo che ha altri ospiti con sé, una foto di gruppo. Adesso probabilmente ci svelerà chi sono gli ospiti di oggi. Anche tu Luca, Accanto a lui riconosciamo, mascherine permettendo, l'assessore regionale Bottacin, alla protezione civile l'assessore Lanzarin, poi vedremo più tardi. Sentiamo. Grazie, intanto grazie. Senza mascherine? No, ma dopo gliel'hanno fatta bella con i microfoni, insomma è fuori una bella roba. Insomma, intanto grazie e buongiorno a tutti. Vedete che questa roba dopo vi spiegherò, è una roba, giusto? Conosci questa? Bene, e un ringraziamento a tutti. Ora si dice buona domenica e buona estate, dovrei dire, no? C'è il 21, non si avevo neanche accorto sto giro. È stato un pic indolor, nel senso che ci è sfuggita di mano la primavera. Tra l'altro non abbiamo mai avuto una primavera così bella come quest'anno, chiusi in casa. Penso che sia tutto in regola. I detti una volta sull'anno bisestile quest'anno hanno avuto tutti la conferma. E grazie a tutti. Sono dei signori fuori, se volete accomodarvi. Prego. sono tanti. Vabbè, quanti? Vediamo di entrare. Ma se hanno una mascherina si accomodano, che problema c'è? Avanti, avanti. Provate la temperatura. Uno mi sembra di capire di conoscerlo. Non è Matteo? O sbaglio? Non sei Matteo? Bene. Ciao Matteo. Bene. Ecco qua. Grazie. Allora, guardate, oggi è una giornata particolare. Intanto chi sono gli ospiti, no? Cioè, gli ospiti sono degli ospiti assolutamente famosissimi, forse qualcuno non li ha riconosciuti, sono i 3 eroi che sono andati a sostituire i medici che si sono ammalati su Vo, e quindi sono medici laureati in medicina e chirurgia, abilitati, e si sono specializzati nella medicina generale, quindi li ringrazio e li saluto. Stiamo parlando della dottoressa Galea Maria Teresa, del dottor Sostini Luca e del dottor Paolo Simonato. Vabbè, poi vi diamo tutti i nomi nel comunicato. Poi farò un breve intervento perché loro hanno sostanzialmente dato un grande aiuto a quello che è stata... Cosa succede? Un grande aiuto a quella che è stata poi durante questa tragedia, perché si sono messi a disposizione. E come diceva un vecchio medico a me, diceva: guarda che noi siamo stati formati per vivere in trincea con i batteri, con i virus, e questi ragazzi, posso dire ragazzi, se vi dico gli anni di nascita sono veramente ragazzi, e hanno dimostrato di avere conclamato e confermato il giuramento Ippocrate, magari a differenza di qualcun altro che se l'è dimenticato. Bene, detto questo, bollettino veloce, 2 o 3 robe e poi passiamo la parola a loro che sono gli ospiti d'onore di oggi. Saluto anche il dottor Domenico Crisarà, il presidente di FIMG, col quale abbiamo sempre degli ottimi confronti, anche qualche scontro ogni tanto, ma ci vuole, però come dico sempre io, i medici di base sono come la Panda, se non ci fossero bisognerebbe inventarli, perché comunque sono un anello fondamentale nella catena diciamo di quello che è la sanità, no? Cioè, il servizio si eroga dall'ambulatorio del medico di base poi al trapianto, grande trapianto, però se non ci fossero i medici di base, sinceramente, anche per... Beh, dopo magari vi dico 2 o 3 robe che abbiamo fatto con i medici di base. Totale tamponi, andiamo veloci, 877.052. Persone in isolamento sono 833, sono 63 in meno.
Numero dei positivi 19.245, sono più 7. Avete capito da ieri che possono avere un pezzo di virus, il virus, e quindi ovviamente continuiamo con lo studio, andiamo oltre i 60.000 tamponi. Ricoverati 225 più 1 e abbiamo 28 positivi dei 225. Terapie intensive 12, è invariato rispetto a ieri. Morti invariato rispetto a ieri 2002 e quindi di conseguenza invariato anche i morti in ospedale. I dimessi sono 3.541 più 1. Comunque il bilancio è sempre buono perché ne abbiamo caricato uno di paziente e ne abbiamo dimesso uno, per cui oggi che è la giornata che chiude con parità. I nati nelle ultime 24 ore sono 89. Allora, domani vi confermiamo con la delibera del Comitato Tecnico Scientifico tutte le linee guida del tema RSA, case di riposo e altri centri, e anche alcune novità, se ci riusciamo, sul trasporto pubblico, quindi sul trasporto, sul trasporto privato, forse qualcosa sul pubblico, ma lo stiamo valutando questo aspetto. Per lasciare più spazio ai medici che sono qui, e ci tengo veramente che voi possiate sentirli, saluto solo dei bimbi che sono venuti qui a trovarci oggi. Una bimba che è azzurra di Santa Lucia di Piave, dov'è? Eccola qua. Questo è tuo? Complimenti, grazie. Oh, senti che brava bambina. E poi c'è un'altra bimba qui che ci ha portato oggi un disegno di Moriago della Battaglia, Sara Testa, eccola lì, no? Con la bambola in mano. Ma non ci ha portato solo un disegno, voi vedete che ha fatto il disegno, ci ha portato anche 20 euro, giusto? Quindi grazie anche per i 20 euro. E poi Sara, siccome si è preoccupata, dice: ma fate troppo, hai pubblicato le foto della lavanda e non hai pubblicato molte altre cose. Voi sapete che ci chiederà i danni il proprietario del campo di lavanda, perché vanno tutti al campo di lavanda a farsi le foto. Sara ci ha portato questo. Potremmo fare un quiz su questo, no? Allora, siamo a Moriago della Battaglia e questo sono i mamai, giusto Sara? Quella dei mamai è certamente una delle tradizioni più antiche del nostro paese, Moriago della Battaglia. Tra il verde dei campi è possibile distinguere molte specie di piante e fiori non autoctone, arrivate qui grazie al Piave. Piave ha portato giù le sementi, quindi o pezzi di radice, che funge da veicolo impollinatore. Tra esse spicca nelle grave, per la forma curiosa e originale, la spiga pennata o lino delle fate, questo è il lino delle fate, o appunto il mamai, come comunemente viene chiamato a Moriago della Battaglia. È una bella storia, Una graminacea, quindi questa è una pannocchia, o meglio una spiga aperta, con foglie setoliformi finemente scanalate. Il fusto tocca i 60 cm, la fioritura avviene nel periodo maggio-luglio, mettendo in luce dei pennacchi piumosi ed argentei, lunghi anche 30 cm e attorcigliati sulla base. Il pennacchio, bagnato nel latte di calce ed esposto al sole, diventa presto vellutato, come la pelle del gatto, o meglio del mamao, da qui mamai, termine dialettale col quale si indicava qualsiasi tipo di pelliccia. Leggenda vuole che le fate, alla ricerca di tessuti speciali per i loro splendidi abiti, scendevano a valle dalle loro foreste incantate per cogliere lunghe reste piumose di questa particolare pianta, per poi tessere le loro vesti argentate e luccicanti. I mamai hanno decorato da sempre le case di noi moriaghesi, che per farli conoscere da alcuni anni la Proloco organizza una festa che si svolge all'Isola dei Morti, prima guerra mondiale. Quest'anno sarebbe stata la 38esima edizione, e quindi ringraziamo Sara per averci dato modo di conoscere i mamai. Guarda, è sofficissimo fra l'altro, merita un applauso, a tutti.
E ovviamente anche Azzurra, un altro applauso, cioè, mi ero dimenticato. Brave le bimbe. Poi facciamo gli auguri alla signora Maddalena Compostela, e qui glieli facciamo di cuore, compie gli anni oggi, 100 anni, e purtroppo sono 100 anni col Covid, sta combattendo e ha detto ce la farò, è ancora positiva, e quindi la salutiamo e le facciamo i doppi auguri per i 100 anni e anche per il coronavirus, che se ne vada velocemente. Non aggiungo altro. Passerei la parola alle domande se ne avete, se no passo la parola direttamente ai medici. Facciamo i medici. Bene. Allora, vi ho presentati prima la dottoressa Gallea, il dottor Sostini, il dottor Paolo Simeonato. Andrei con questo ordine. Passo la parola alla dottoressa Gallea, poi al dottor Sostini e poi al dottor Simonato. Simonato Paolo, Sostini Luca, Gallea Maria Teresa. Prego, dottoressa. Quindi stiamo parlando di giovani medici che si occupavano della continuità assistenziale, guardie mediche, che nel momento in cui c'è stato bisogno di loro hanno risposto subito presente, come li ho chiamati io dei riservisti. A voi in particolar modo tutti e tre sono andati a voi sapete che hanno avuto anche riconoscimento dal Capo dello Stato, tutti e tre sono andati a voi a sostituire colleghi che si erano ammalati. Prego. Buongiorno a tutti. State vicino. Ringrazio il Presidente e l'Assessore per l'invito. Io appunto sono Maria Teresa Gallea e diciamo che oggi ricorre per noi il quarto mese, perché siamo esattamente a 4 mesi di distanza da quel venerdì 21 febbraio quando tutto è cominciato. Io mi trovavo proprio in una serie di continuità assistenziale afferente al territorio di Schiavonia. Quindi Schiavonia era appena stata chiusa da poche ore e tutta la popolazione era andata in confusione perché comunque non sapeva quello che stava succedendo. Quindi quel weekend là per noi medici della continuità assistenziale è stato un weekend veramente intenso, perché dal venerdì sera fino a lunedì mattina eravamo diciamo il primo contatto per tutti i cittadini che magari nei giorni precedenti erano stati lì a Schiavonia a fare degli accertamenti, a fare visitatori di pazienti ricoverati e non sapevano che cosa dovevano fare, se dovevano porsi in isolamento, se dovevano applicare alcune precauzioni. Quindi quella è stata la prima bomba alla quale abbiamo dovuto far fronte in quei giorni. Contemporaneamente la domenica la nostra federazione ci contatta attraverso i nostri canali di comunicazione, WhatsApp, varie liste di contatti, perché si era posto il problema che i 3 medici di famiglia di Vo erano stati posti in isolamento. Era la domenica e il giorno dopo, il lunedì, bisognava che qualcuno andasse a aprire i loro studi per 2 settimane. E lì ci siamo confrontati, forti anche del fatto che comunque avevamo già lavorato assieme e abbiamo deciso di offrirci, anche per appunto il codice deontologico che è stato citato prima, che chiede ai medici comunque di mettersi a disposizione negli stati di emergenza. E quindi in quel contesto abbiamo riflettuto un po', abbiamo avuto la garanzia di avere comunque tutti i dispositivi di protezione che erano fondamentali e abbiamo dato la nostra disponibilità. Permettetemi di citare e di ringraziare anche tutti gli altri colleghi, perché noi siamo stati i primi, siamo stati quelli che hanno avuto più visibilità, però in tutti questi mesi, ancora oggi, ci sono degli altri colleghi della Scuola di Formazione in Medicina Generale del Veneto che nel giro di 48 ore in maniera autonoma ci siamo organizzati tra noi, abbiamo creato una lista di disponibilità provincia per provincia per andare a coprire in emergenza i vari medici che poi nei vari mesi sono stati messi in isolamento perché a contatto con pazienti poi trovati positivi. E ci sono ancora dei colleghi ricoverati, per esempio solo nella provincia di Padova ci sono stati 16 casi di medici di medicina generale che sono stati posti in isolamento e contagiati e ancora oggi ci sono anche nella nostra provincia c'è un collega che è ancora ricoverato, sta facendo la riabilitazione respiratoria e c'è ancora una collega della scuola di formazione che sta sostituendo appunto il collega ricoverato. E quindi noi siamo stati un po' quelli che hanno avuto più riconoscimento, però non siamo stati gli unici, siamo l'espressione di anche un altro gruppo di giovani più grande. Grazie. Dottor Sostini, prego.
Buongiorno a tutti intanto. Come diceva la mia collega qui, abbiamo subito accettato quando abbiamo visto che c'era bisogno, e io ancora più di tutti perché ho con i miei assistiti, io sono medico di medicina generale nel comune limitrofo di Cinto e ho alcuni miei assistiti residenti a Vo. Quindi ero maggiormente preoccupato perché quando sentivo dire che rimanessero senza medici, che chiudevano la città, mi preoccupavo per capire come poter dare assistenza. Quando poi sentivo che veramente c'era l'intera città senza medici, subito allora ho scelto di appunto aderire. Non è stato facile perché comunque continuavo a gestire anche il mio ambulatorio, un studio medico lì vicino, e quindi dovevo gestire entrambi, e io ringrazio veramente tutti i colleghi, i collaboratori e il personale del territorio, gli infermieri, agli assistenti di studio che veramente mi hanno supportato e dato una grandissima mano per riuscire al meglio a fornire assistenza in un momento in cui nessuno sapeva e poteva immaginare quale contesto ci saremmo dovuti trovare appunto a fare la nostra professione. Ecco, questa è la mia esperienza. Grazie. Dottor Simonato. Prego, dottore. Buongiorno a tutti, io sono Paolo Simonato, sono appunto un collega di Luca e Maria Teresa e volevo raccontarvi un po' quali sono state le nostre difficoltà iniziali, perché un po' quello penso che sia la domanda che si pongono tutti, perché che differenza c'è tra il medico di base a Vo? Il problema principale è semplicemente che il virus all'epoca non si conosceva, non c'erano grandi informazioni né dal punto di vista scientifico né dal punto di vista terapeutico, quindi noi abbiamo dovuto un po' reinventare e riorganizzare quello che era l'assetto ambulatoriale che avevano i nostri i colleghi che siamo andati a sostituire. E ovviamente in Veneto viene privilegiato l'accesso di natura libera, quindi senza prenotazione. Ovviamente in tempo in cui all'interno di una zona rossa, della prima zona rossa del Veneto, tutto il paese è potenzialmente considerato infetto, comunque in corso di indagini in merito, non potevamo ovviamente gestire l'ambulatorio in questa maniera, quindi anche forti del sistema di triage che è stato pensato dalla nostra federazione, dalla società scientifica, abbiamo pensato di chiudere l'ambulatorio d'accesso diretto, interfacciarsi direttamente con quello che è l'amministrazione comunale per fornire tutti i nostri recapiti alla popolazione e anche alle farmacie della zona, in modo tale che i cittadini avessero comunque dei punti di riferimento sia tramite cellulare che ovviamente per mail, e abbiamo cercato di lavorare tra virgolette in telemedicina, anche se non è proprio un termine correttissimo. E ovviamente l'ambulatorio veniva comunque garantito a determinati pazienti che ovviamente venivano spogliati di tutto quello che era il superfluo e venivano muniti di mascherina, di guanti e ovviamente misurata la temperatura, e dopo procedevamo con la visita normale. Ovviamente la visita ambulatoriale veniva riservata a persone che comunque stavano bene. Personalmente, ma anche i miei colleghi, abbiamo seguito a domicilio dei pazienti positivi o comunque poi che si sono rivelati tali, e a questi abbiamo dedicato ovviamente un accesso domiciliare, quindi siamo andati noi con tutti i nostri dispositivi a visitarli a casa, anche perché il rischio principale era quello di diventare noi stessi anche vettori dell'infezione, quindi di andare a casa per casa e poi diffondere noi il virus all'interno degli abitanti di Vo. Io ci tengo comunque a ringraziare sia l'amministrazione comunale per il supporto continuo e il dialogo continuo che abbiamo avuto, e anche ovviamente tutta la cittadinanza che si è sempre stata dimostrata molto, molto gentile e paziente, perché appunto soprattutto le prime 48 ore anche adeguarsi a un nuovo stile di gestione della medicina territoriale insomma è un po' difficile, hanno risposto veramente con grande intelligenza e gentilezza. Grazie. Grazie dottore. Resta lì. Domande? Poi per organizzare le domande, non so se volete. Allora, Valvani, Salnaso o Salnaso Valvani? Prima le signore. Allora, prima le signore. Volevo dirvi, Sostini, Simonato, Gallea, se volete farle particolarmente
Vabbè, io la faccio, buongiorno, poi decide chi rispondere. Volevo sapere, buongiorno, se secondo voi l'atteggiamento dei pazienti di Vo, proprio per la particolare situazione che hanno vissuto, è cambiato nei confronti delle cure personali, ma soprattutto della vaccinazione, perché a settembre-ottobre riprenderà la vaccinazione, intanto quella anti-influenzale. Avete idea, avete già parlato con alcuni dei vostri pazienti, che percezione avete avuto? Allora guardi, questa domanda per me è un po' difficile rispondere perché siamo stati sostituti per 2 settimane, Luca per un po' di più perché il collega si era poi successivamente ammalato. Ovviamente noi non siamo più in contatto con la cittadinanza tuttora, io penso sia importante che comunque la vaccinazione venga fatta, quella anti-influenzale, ovviamente se è quello che si stava riferendo lei, e contestualmente eventualmente anche prevedere una vaccinazione antipneumococcica. Questo perché? Perché sicuramente la vaccinazione è uno dei pochi strumenti che abbiamo per ridurre anche e soprattutto quello che è un fattore confondente che può esserci appunto in una riacutizzazione del virus a ottobre, settembre. Insomma, non sono un virologo, non sono un epidemiologo, le do una risposta per quello che è la mia competenza. C'è stato durante la permanenza a Vo e quindi la vostra attività sia attraverso il telefono che a domicilio quando andavate a trovare i pazienti o insomma in tutte le occasioni, qualche episodio, un episodio che vi è rimasto particolarmente impresso e che magari non dico che non riuscirete a dimenticarlo, però insomma caratterizzante di quel periodo in cui eravamo un po' tutti angosciati? Sposta a testa, via. Ecco, sì, mi sembra, se no divento vittima. No, allora diciamo ci sono varie storie personali, diciamo che è un aspetto molto particolare perché magari nessuno ci ha pensato, però all'interno di Vo c'erano anche molti bambini, molti di questi neonati, e ovviamente i pediatri si trovavano all'esterno perché Vo di per sé non ha un pediatra di base, di famiglia, e per cui noi sempre, interfacciandoci sempre col curante, abbiamo visitato, siamo stati un po' gli occhi e le orecchie del collega e quindi abbiamo visitato anche bambini di pochi mesi, insomma, e questo personalmente è stata una cosa molto, molto bella. Dopo ci sono tante altre storie, però non voglio occupare troppo tempo. Ecco, lascio la parola a Luca. Abbiamo un microfono. Fatemi un po'. Non salire. No, tanto un forbice si può. Vabbè, vai. Sì, un altro episodio. Adesso veniamo. L'episodio che io porto dentro è veramente una situazione che abbiamo gestito sia con gli infermieri territoriali che in collegamento con gli specialisti dell'ospedale di Padova per una medicazione chirurgica avanzata a domicilio, perché per poter mandarla fuori tramite ambulanza doveva essere una situazione grave. Siamo riusciti a gestirla a domicilio in più volte e quindi veramente la collaborazione da parte di tutti ha permesso la buona riuscita dell'assistenza territoriale. Era stato un post intervento, ha avuto una deiscenza di ferita e doveva essere fatto un intervento, però col chirurgo ho provato a fare medicazioni a domicilio quasi giornaliere per vedere se qualche cosa. Andava lei, dottore, a casa? Sì, io ho guardato tutto quanto l'IDP assieme all'infermiere di turno e andavamo quasi giornalmente a fare le medicazioni per valutare se c'era aggravamento per riuscire poi a mandarlo oppure. Quindi non è tornato in sala operatoria? Ci è tornato dopo un mese, ma perché c'era stata un'ulteriore complicanza. Dottoressa Gallea? Per me il caso che è rimasto più, che mi porterò a vita, è il caso di una signora anziana con un'iniziale demenza. La cosa che ha influito di più sulla nostra attività di quelle 2 settimane è stato proprio l'isolamento, perché Paolo ha citato i bambini e io cito le persone anziane. Gli anziani in quel momento si sono trovati improvvisamente isolati e il caso di questa signora è una signora di 85 anni la cui figlia abitava nel comune limitrofo e che quindi quotidianamente era abituata ad andarla a trovare e all'improvviso
la figlia non poteva più andare lì per 2 settimane, nonostante la figlia al telefono le ribadisse quella che era la situazione, il fatto che comunque non potesse andarla a trovare perché c'era comunque questa situazione di chiusura, e la signora apparentemente sembrava capire, poi ha avuto uno scompenso e mi hanno chiamato i familiari allertati una mattina dicendo se potessi andarla a visitare a casa per vedere un po' come stava. Io l'avevo trovata abbastanza, diciamo, si era un po' ripresa, e le sono stata vicina, abbiamo fatto tutta la visita, la signora si è tranquillizzata, e la cosa che mi ha colpito di più è stata che la figlia mi ha chiesto, siccome la mamma non è molto in grado nella gestione della terapia, perché comunque in quel momento non c'era lei che potesse andare a controllare, mi ha chiesto può controllare nei cassetti se per caso ci sono tutti i farmaci di scorta o se per caso lei è finito qualche farmaco ed eventualmente provvedere alla prescrizione. Questo è andato un po' oltre a quello che era l'attività clinica, cioè della visita e tutto, però comunque comprendendo anche quello che è il problema magari appunto per dei figli che erano fuori, così come dei figli che erano chiusi a Vo e non potevano andare a trovare i genitori anziani fuori Vo, perché comunque il blocco è stato comunque importante e drastico ma fondamentale, e questo è stato quello che ci siamo anche trovati a fare proprio per cercare di essere di aiuto il più possibile alla popolazione. Grazie. Salmaso. Bene, buongiorno. Marchiori anche. Dottoressa Gallea, approfitto del fatto che lei è lì per rivolgere la domanda, cioè voi avete operato a Vo nella fase più acuta della pandemia, all'inizio mi pare, Vo è diventato il microcosmo positivo di una storia sanitaria che è stata gestita con grande efficienza e capacità dalla struttura sanitaria veneta e poi direi dal professor Crisanti con i tamponi. Che giudizio date di quello che è successo proprio come caso sanitario emblematico che passerà direi alla storia della sanità per quanto riguarda il primo intervento per capire cos'era il Covid in una realtà che è stata la prima a essere, come dire, infettata? Sicuramente la decisione di chiudere immediatamente quel comune che comunque era stato il comune dove si erano identificati i primi casi è stata una decisione fondamentale e positiva, perché comunque era, diciamo, io appunto non sono un epidemiologo e quindi non mi permetto di dare, però sicuramente anche per permetterci a noi di operare in sicurezza i tamponi sono stati eseguiti nei primi 4 giorni, noi siamo stati lì 2 settimane, avevamo già un'idea, una panoramica di quelli che erano positivi asintomatici che quindi sono stati immediatamente isolati, e anche per noi diventava uno strumento di sicurezza ulteriore per evitare di far venire o comunque di utilizzare dei dispositivi di protezione maggiori qualora dovessimo visitare dei positivi a domicilio, e quindi questo è stato sicuramente fondamentale per poter collaborare, per poter lavorare. È stato ovviamente un episodio irripetibile, perché comunque un comune di 3.500 abitanti che è stato chiuso per 2 settimane era ovviamente una popolazione che poteva poi fungere da dato poi per applicare poi tutta questa cosa a livello statistico, a livello regionale, quindi sicuramente è stata una cosa molto molto utile anche per la nostra esperienza. Sì, no, quella decisione è stata adottata, come è stato ricordato qui più volte, dal Presidente Zaia e poi con il supporto della struttura della Regione, e poi il professor Crisanti ne ha fatto un caso scientifico internazionale. Io le volevo chiedere se dal suo punto di vista si può ripetere anche in una popolazione più vasta come caso clinico, o se invece ritiene che sia stato un fattore del tutto eccezionale che quindi... Diciamo che nel senso che poi in realtà è partita Vo come zona rossa, poi dall'8 di marzo in realtà la zona rossa era stata estesa alle 3 province, poi immediatamente dopo a tutta la regione, quindi in realtà diventa poi difficile pensare di applicare una procedura così intensiva di tamponamento di massa a livello di tutta una popolazione di una regione, perché comunque servono anche degli strumenti, servono anche è impossibile, penso, una cosa del genere, però ovviamente la statistica insegna che quando il campione è sufficientemente ampio poi la cosa si può estendere anche a livelli di grandi numeri. Quindi. Ecco, voi avete ricevuto l'onorificenza del Presidente della Repubblica e vi ha colto di sorpresa questa decisione, ovviamente vi farà molto felice, credo. Il Presidente Mattarella sarà a Vo a settembre, quando verrà inaugurato l'anno scolastico. Cosa ne pensate di questo momento pubblico che appunto il Capo dello Stato vi ha riconosciuto?
Beh, è stata una sorpresa, sì, perché non lo sapevamo. Io precisamente mi trovavo in studio, stavo lavorando, avevo il paziente davanti a me quando una giornalista mi ha chiamato, pensavo fosse un paziente, ho visto un numero sconosciuto sul cellulare, ho risposto, invece era la giornalista che mi comunicava questa notizia, quindi è stata sicuramente una grande sorpresa, una grande emozione, e siamo felici di questo riconoscimento, anche perché è un riconoscimento che ci sentiamo di condividere con tutti i colleghi che hanno lavorato con noi nel territorio. Io qualche settimana fa avevo visto una vignetta che girava sui social di come la medicina generale abbia rappresentato un po' la cinta muraria. Abbiamo Montagnana, abbiamo Cittadella nella nostra provincia e l'esempio secondo me è proprio calzante. Noi dovevamo proteggere la roccaforte, cioè noi dovevamo arginare tutto quello che era gestibile a domicilio, cioè fermare, evitare l'intasamento degli ospedali, e quindi noi eravamo la cinta muraria, quindi solo quando la cinta muraria è forte ed è continuamente rinforzata, allora anche la roccaforte può resistere. Questo secondo me è diciamo, la metafora che più di tutto può rappresentare, e quindi che questo riconoscimento sia andato sia appunto a chi ha operato nelle terapie intensive, nei pronti soccorsi, comunque su tutti i campi tra i colleghi, ma anche chi ha fatto un po' da sentinella e anche da argine diciamo sulla prima linea, ci ha comunque inorgoglito. Ecco, lei ha usato la parola esatta, eravate le sentinelle che hanno fatto appunto la prima linea. Uno dei segreti per cui il Veneto ha avuto la capacità di reagire con grande efficienza alla pandemia è stata proprio la sanità territoriale, questo ormai viene riconosciuto da tutti. Ma tra la popolazione c'è ancora paura, il Covid è ancora un incubo che fa paura, oppure abbiamo capito come affrontarlo? Qual è l'impressione che avete ricavato voi in questi mesi di esperienza? Allora, io penso che qualsiasi cosa che abbia un'incognita faccia sempre paura a chiunque, quindi non sapendo di come nessuno potrà dare con certezza esattamente come andranno le cose, quindi chiunque giustamente deve avere un minimo, perché la paura poi fa nascere anche le precauzioni, perché ovviamente se nessuno avesse paura sospenderemo qualsiasi tipo di precauzione, dall'uso delle mascherine al distanziamento sociale, qualsiasi cosa. In realtà bisogna appunto procedere sempre in allerta, cioè quindi dobbiamo andare avanti. La popolazione comunque ha capito bene, perché ovviamente il lockdown l'hanno vissuto tutti in prima persona, quindi sanno che cosa vuol dire, e quindi c'è una consapevolezza di quelli che possono essere i rischi di un'eventuale ricrudescenza dell'emergenza, quindi sicuramente c'è e c'è consapevolezza. Bene, Sì, grazie, buongiorno. Io vi volevo chiedere, magari se insomma volete rispondere anche tutti e tre, a livello emotivo, soprattutto all'inizio, come l'avete vissuta? Perché il virus era sconosciuto, la paura c'era. Va bene il giuramento, va bene che siete medici, però siete anche esseri umani, e per cui vorrei sapere a livello emotivo quali sono stati i vostri timori, le vostre paure, le vostre sensazioni. Sì, ci alterniamo così non... Sì, prego. Allora, sicuramente la preoccupazione c'era, più che altro la paura di portare in giro, portando a casa ai nostri familiari l'infezione, sia sintomatici, di infettarci noi stessi, peggiorare. Però questo ancora di più ci faceva ricordare le precauzioni da mantenere, i DP da indossare correttamente, la corretta svestizione e vestizione. Questo veramente ci ha fatto un punto forza per questo, e poi per trasmetterlo anche a tutti i nostri assistiti, l'importanza nel rispettare appunto queste disposizioni. È chiaro che c'era sempre, perché non sapevamo come esattamente si trasmetteva, e speravamo appunto che tutti i DPI bastassero. La prima settimana è stata veramente terribile. Devo dire che era ancora inverno ed era freddo, e con tutta la bardatura io il freddo non lo sentivo. Ecco. Però dal punto di vista emotivo, io quando è scoppiata un po' la bolla il 21 di quel venerdì, non mi trovavo in Italia, ero a trovare mio fratello in Inghilterra, e quando ho ricevuto il messaggio ho
ho accettato, tra virgolette, senza avvisare ovviamente a casa, perché non volevo che aggiungessero ulteriore ansia alla mia decisione, insomma. E dopo ovviamente a livello emotivo diciamo che quelle 2 settimane che sono stato a Vo e anche le 2 settimane successive mi sono messo tra virgolette in quarantena, cioè sono sempre stato a casa mia, in camera mia, non ho interagito con i miei familiari, con nessuno, perché appunto come ripetevo prima, non c'erano conoscenze scientifiche certe né sulla trasmissibilità né su anche il periodo di quarantena, che era 14 giorni previsto per la comparsa dei sintomi, quindi ho vissuto un po' da recluso, come se fossi io stesso malato, appunto perché non volevo mettere in pericolo le persone, gli affetti vicino a me. E poi ovviamente la cosa personalmente che è stata un po' straniante all'inizio è vedere che quando si entrava a Vo c'era comunque un atteggiamento molto prudenziale, con le mascherine e tutto, e ovviamente nei paesi vicini non si era ancora percepito quello che sarebbe stato poi, e quindi questo creava un po' di conflitto interiore, psicologico anche se vogliamo, tra il mio vissuto e quello che vedevo vicino a me, insomma, ecco. Sì. Diciamo che sicuramente c'è stata un po' di titubanza all'inizio, perché comunque non sapevamo, come appunto hanno detto i miei colleghi, a cosa stavamo andando incontro, esattamente, non sapevamo quello che sarebbe successo dopo, non potevamo prevederlo sicuramente, e il problema è che il tempo per decidere era molto poco, era domenica, erano le 12 di domenica quando abbiamo ricevuto questa richiesta e bisognava prendere servizio il giorno dopo, e quindi diciamo che in un primo momento sì, c'è stata anche un po' di paura, un po' di timore. Poi dopo lo spirito che ha prevalso è stato quello proprio del servizio, ma non del servizio inteso semplice senso del dovere. Io ho fatto un percorso di formazione in medicina generale, lavoro nell'ambito della medicina generale da 7 anni e quindi so bene quella che è la figura di un medico di medicina generale. Pensare che 3.500 persone non avessero il loro medico di riferimento, comunque nessuno che potesse rispondere alle loro domande, anche visto quello che stava succedendo nelle ultime ore in continuità assistenziale il sabato e la domenica, ci ha comunque detto sì, è prevalso su qualsiasi paura, perché abbiamo detto sì, come lasciamo un paese lì senza nessuno, e quindi abbiamo deciso di andarli a sostituire. Va bene ragazzi? Alda? No. Altre domande? Perfetto. Chiudiamo. Grazie. Buona giornata a tutti, buona domenica. Grazie ragazzi. Una setta mascherina. La volete senza mascherina? Non sappiamo se è terminata, ma forse sì, forse un po' in anticipo rispetto ai tempi consueti la conferenza stampa, credo di sì, restiamo un attimo per capire, ma credo che sia terminata, quindi non c'è il consueto giro di domande al governatore, credo. Lasciamo così e poi vediamo. Allora, intanto avete sentito la testimonianza importante, questi sono i 3 giovani medici che sono stati premiati anche dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, che volontariamente hanno sostituito i loro colleghi che erano in quarantena quei giorni terribili a Vo. Sono 4 mesi oggi, da quel 21 di febbraio nel quale arrivò la notizia dei primi contagiati a Vo, nel paese del Padovano, erano i primi contagiati di fatto in Italia, e c'è stata la prima vittima, scusate, in Italia era proprio il signor Trevisan di Vo, e quel giorno c'era proprio i primi contagi. Quindi 4 mesi dopo hanno raccontato come hanno vissuto, cosa li ha spinti poi alla decisione di mettersi a disposizione della comunità nel paese che poi diventò zona rossa, e quindi hanno raccontato anche quei giorni tremendi
soprattutto l'avete sentito dalle parole ad esempio della dottoressa Gallea, l'esperienza ad esempio con gli anziani che erano isolati dai figli che erano magari in un altro comune limitrofo, oppure con i bimbi piccoli. Maria Teresa Gallea, Luca Sostini e Paolo Simonato, questi 3 giovani medici che Zaia ha detto sono, diciamo, gli eroi di questa situazione. Non so se fra pochissimo avremo anche il collegamento con Ilaria Marchiori, teniamoli perché credo, forse è davvero finita, quindi un po' in anticipo rispetto ai consueti tempi della conferenza stampa. Ha ribadito Zaia che domani ci sarà la conferma, ci sarà la doppia ordinanza che riguarda il trasporto pubblico locale e le case di riposo, e quindi domani sapremo qualcosa di più sulle nuove sulle linee guida appunto per la gestione delle emergenze in futuro. Nel frattempo vi faccio vedere anche il bollettino dell'azienda Zero che riguarda un po' gli ultimi dati di oggi. Come vedete, più 6 positivi nelle ultime ore, si trovano a Verona, Vicenza, Belluno e in un domicilio fuori Veneto, 833 i soggetti in isolamento domiciliare, 583 i casi attualmente positivi, sono 2002 i decessi avvenuti in ospedale, quindi il dato rimane confermato a quello di ieri, 16.660 le persone negativizzate. Scorrendo invece il dato delle persone ricoverate, 225 in terapia, in area non critica, più 1 diceva Zaia poco fa, e poi in terapia intensiva restano i 12 che però sono negativizzati, 0 le vittime nelle ultime 24 ore. E quindi questo è il dato epidemiologico della situazione coronavirus. Fra poco allora ci collegheremo anche con Lorenzo Zambonin, che è dirigente dell'Appe di Padova, proprio in centro a Padova, per parlare un po' del commercio in questa fase di ripartenza, un altro punto importante evidentemente. Torneremo a parlare anche delle condizioni di Zanardi, anzi possiamo già darvi un aggiornamento sulle condizioni di Alex Zanardi, perché l'ultimo bollettino dei medici dice che più tempo passa e più c'è speranza per il campionissimo. I medici dicono non bisogna avere fretta, ma attendere con fiducia che le sue condizioni migliorino. Per il momento, dopo la seconda notte trascorsa in terapia intensiva, tutto fa ben sperare, anche se, lo hanno detto i medici, le condizioni attuali di stabilità generale ancora non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi e pertanto il paziente resta sempre in prognosi riservata. E così recita il bollettino medico dell'ospedale di Siena, dove l'ex campione di Formula 1 e campione di handbike è stato operato per le fratture multiple al cranio riportato nell'incidente avvenuto appunto venerdì. Dunque le attuali condizioni non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi, ecco perché resta in prognosi riservata. Però più passa il tempo e le condizioni restano stabili, più si può ben sperare. Ovviamente c'è da capire e considerare quali possono essere poi per il futuro i danni neurologici e i danni alla vista. Come sapete c'è anche l'inchiesta in corso su questo. Vediamo se abbiamo già Ilaria Marchiori, pronta per il nostro collegamento, altrimenti continuiamo con l'aggiornamento. Vi torniamo a parlare della movida, della rissa, diciamo, di ieri sera in Piazza Mazzini. Abbiamo anche le immagini, confermato insomma dall'intervento delle forze dell'ordine una trentina di persone. Al termine di questa rissa, che vi racconteremo anche poi questa sera, sono state portate a pronto soccorso 2 persone, non sarebbero fortunatamente in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia con gli agenti della
commissariato di Jesolo che hanno sedato gli animi, identificato una ventina di partecipanti alla scazzottata che avrebbe avuto come miccia anche l'abuso di alcol e di altre sostanze da parte dei protagonisti, quindi questo purtroppo è un dato negativo che deve certamente far riflettere anche per la ripartenza nel litorale e soprattutto nel litorale, soprattutto a Jesolo, insomma, che come dire è il simbolo del litorale veneziano. Queste sono le immagini della rissa. Ecco, questo probabilmente è una delle 2 persone rimaste ferite nella colluttazione, insomma, di quanto accaduto la scorsa notte a Jesolo. Abbiamo anche altre immagini, le faremo vedere fra poco, della vogada della Rinascita a Venezia. Nel frattempo, allora, torniamo a vedere, lo stavamo vedendo prima che iniziasse la conferenza stampa di Zaia, il servizio di Lucio Zanato su un interessante riflesso dell'emergenza coronavirus e del lockdown, cioè un'impennata di consumi di un prodotto in particolare durante questi 3 mesi. Allora vediamo questo servizio. L'esperienza del Covid come distribuzione mi pare che vi abbia premiato, almeno per quanto riguarda i prodotti direttamente al consumatore. Ma sulla grande distribuzione sicuramente sì, sicuramente tutto quello che facevamo per l'Horeca, la pizzeria vuol dire pizzeria, bar e ristoranti, no, veramente è stato qualcosa di devastante. E questa è la fotografia economica dei mesi del contagio, scattata dai bilanci della latteria di Soligo, che alla soglia del solstizio d'estate ha tenuto forse l'assemblea sociale più singolare dei suoi quasi 140 anni di storia. Niente di sala con le immagini dei fondatori del beato Giuseppe Toniolo, ma il moderno palazzetto dello sport di Pieve di Soligo, con soci in mascherina e adeguatamente distanziati, e dirigenza sul campo a descrivere il 2019, ma soprattutto le tendenze per questo 2020, che ha segnato dall'inizio del contagio un aumento verticale del consumo di latte, ponendo la latteria di Soligo al primo posto in Veneto per il latte fresco e al terzo per quello a lunga conservazione. Però il Covid io spero che possa insegnarci a tutti, no, che se ce lo produciamo i prodotti, perché abbiamo visto le file delle persone che andavano a fare la spesa, no, anche per la questione come dovevano entrare o via dicendo, ma l'importante era avere il prodotto all'interno di quei supermercati. Per questo nelle linee di sviluppo della latteria di Soligo c'è la distribuzione del latte nelle bottiglie di vetro e il sostegno alle altre imprese di settore, alle prese con costi di produzione sempre più alti e una distribuzione non adeguata. Ecco perché a fine mese è prevista la fusione con l'Agricansiglio di Fregona, mentre continua il sostegno alla latteria di Conegliano. Il futuro, secondo Bruniera, sta nella valorizzazione della produzione locale, sostenuta però da una forte struttura economica, dove il ruolo della cooperazione sia a difesa dall'interesse di grandi investitori esteri, dediti solo al profitto e non al territorio. Delegare la produzione agli altri solo perché costa poco, io credo non sia la strada giusta. Le cose bisogna che ce le facciamo in casa. Queste allora le parole di Bruniera. Torniamo a Marghera, perché mi dice Ilaria, non so se Italo e Tony in regia mi confermano, dice che sono pronti per il collegamento, non ancora, forse no. Allora vi faccio vedere come sempre il nostro cartello di Bimbi in TV, perché ogni giorno, come sapete, noi facciamo vedere alla fine del nostro telegiornale i vostri video, una iniziativa appunto che è nata durante i mesi del lockdown, però siccome continuate a mandarci video, vi chiediamo di continuare a mandarci video, perché è vero, inizia la ripartenza e non c'è più, diciamo, la quarantena, però ci interessa e vogliamo raccontare ancora nei prossimi mesi il mondo visto dagli occhi dei bimbi, le loro attività, le loro giornate, anche in questa estate, insomma, che è appena iniziata. E allora 351 175 5340, continuate a mandarci, stanno continuando ad arrivare, quindi vi esortiamo a continuare per raccontare, insomma, quelle che sono le giornate dei vostri bimbi in questi mesi. Abbiamo Ilaria Marchiori in collegamento con Sandro Ponchio. Allora, è stata la giornata dei medici eroi oggi.
Sì, eccoci qui, è appena terminata la conferenza stampa, il presidente Zaia oggi ha voluto invitare i 3 medici eroi, così li ha definiti proprio all'inizio della conferenza, ovvero quei 3 ragazzi che sono stati chiamati immediatamente a Vo la sera diciamo del 21 febbraio perché per andare a sostituire i medici di base che si trovavano all'interno e che si erano ammalati. E si tratta della dottoressa Maria Teresa Gallea, del dottor Luca Sostini e del dottor Paolo Simonato. Ci hanno raccontato un po' quella che è stata la loro esperienza in questi mesi e anche le loro paure, i loro timori. Ci hanno raccontato le storie che gli sono rimaste maggiormente impresse e che hanno vissuto in maniera più intensa rispetto ad altre. Tra l'altro ricordiamo che sono stati anche premiati dal capo dello Stato Mattarella, che gli ha dato un riconoscimento, e la dottoressa Gallea raccontava che proprio nemmeno ne erano a conoscenza. Lei l'ha scoperto nel momento in cui aveva un paziente davanti, le è arrivata la telefonata di una giornalista che gliel'ha comunicato. Dunque anche questo per loro è stata una sorpresa, una piacevole sorpresa e anche un importante riconoscimento, soprattutto in un momento come quello. Poi hanno voluto anche sottolineare ed evidenziare che è pur vero che loro sono stati i primi, ma poi sono arrivati anche tutti gli altri, e quindi hanno voluto riconoscere anche agli altri loro colleghi, anche se sono arrivati poi in un secondo momento, l'importanza del loro lavoro. Non è stato certo facile perché inizialmente non si sapeva nulla di questo virus, pochissimo, si era impreparati, non si sapeva come fare. Il caso di Vo era un caso eclatante, per cui la paura anche di muoversi e di quello che sarebbe potuto succedere c'era, ma nonostante tutto prevalso da parte loro il senso di responsabilità e anche, come ha detto lo stesso presidente Zaia, il voler far fede al giuramento di Ippocrate, che sappiamo il giuramento di tutti i medici. E il presidente ha lanciato anche una frecciatina dicendo loro l'hanno rispettato fino in fondo, al contrario invece di qualche altro medico, quindi è arrivata anche questa frecciatina. Dunque è stato bello ascoltarli e ascoltare anche le loro storie, i loro racconti. Ad esempio la dottoressa Gallea ha raccontato una situazione che ha vissuto da vicino su una signora anziana che aveva un principio di demenza, che era lontana dai figli, raccontando di aver fatto ben oltre quello che è il compito, diciamo, di un medico, soprattutto in quel momento, perché i figli erano disperati, erano preoccupati che non potesse avere tutte le medicine con sé, quindi hanno chiesto alla dottoressa di controllare, di comportarsi un po' tra virgolette da figlia, per poter fare quello che avrebbero fatto loro, potendo recarsi dalla mamma, e che invece era impossibile perché sappiamo che la comunità di Vo è stata chiusa immediatamente. Per quanto riguarda invece quanto detto dal presidente Zaia, ha voluto ringraziare ancora i bambini mostrando dei disegni, ringraziando 2 bimbe che sono venute proprio qui personalmente nella sede della Protezione Civile per portare i disegni, e poi un'altra bambina che invece ha portato questa graminacea, raccontando poi tutta quella che è la storia del Mamai, così tutti abbiamo imparato anche una cosa nuova, noi giornalisti e poi anche chi era a casa. E poi ha detto che domani arriveranno tutte le linee guida per quanto riguarda le case di riposo, RSA, il trasporto privato e forse qualcosa inerente al pubblico, ma sul pubblico c'è stato un forse da parte del governatore. Questo in sintesi il punto stampa odierno del presidente Zaia qui dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Bene, allora adesso tu ti rechi a Sottomarina, è così? Ora ci richiamo a Sottomarina, code permettendo, ad un certo punto arriveremo anche noi per poter documentare qual è la situazione lì oggi, visto che abbiamo visto le situazioni lungo il litorale, a Jesolo, Caorle, nelle scorse settimane. Oggi abbiamo deciso di seguire, diciamo, l'altra parte e vedere come sta andando questa domenica nella zona di Sottomarina.
Benissimo, allora grazie Ilaria Marchiori, ti liberiamo te e anche Sandro, quindi diretti verso Sottomarina poi per testimoniare, grazie. Per testimoniare poi nella seconda parte della nostra edizione straordinaria alle 17:30 con Daniela Sizzia un po' com'è la situazione. Com'è la situazione invece a Padova oggi in questa giornata, questo primo giorno d'estate nel commercio in centro a Padova? Ce lo racconta Lorenzo Zambonin. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, dirigente dell'Appe di Padova, titolare di una gelateria se non sbaglio. Sì, esatto, faccio parte dell'Appe, sono dei consiglieri e la mia gelateria si chiama Cioccolatte qui in Piazza dei Signori. Allora, intanto un quadro della giornata di oggi, come sta andando, come procede? Beh, diciamo che è domenica, quindi la gente attualmente sta andando al mare, nel senso qui adesso la piazza solitamente lavora più dal pomeriggio e alla sera. Diciamo che il sabato ieri è andato bene la sera, si è lavorato. E certo, ovviamente dobbiamo fare i conti con il calo fisiologico che stiamo tutti avendo, perché comunque il turismo attualmente non c'è, lo sappiamo, gli studenti mancano a Padova e quindi per noi questo saranno numeri importanti. Vediamo che c'è un timido, cioè le persone sembra escano, anche se qualcuno ha ancora ovviamente un po' paura, però vedo che sono molto comunque disciplinati, sanno che devono mettersi con calma, infatti lo vediamo anche qui fuori, vedete, le persone ci sono dentro due alla volta, gli altri aspettano fuori e quindi insomma di base ormai le persone sanno cosa devono fare. Ovviamente cerchiamo di dare sicurezza e far sì che si ritorni a una normalità che tutti ci aspettiamo possa tornare. Ecco, allora le persone sanno cosa fare, quindi ormai non ci sono più richieste particolari, la gente ha capito un po' quali sono le regole da seguire? Sì, esattamente, cioè, vediamo, ovviamente quello che è successo circa quando c'è stata la riapertura secondo me è dovuto semplicemente al fatto che la gente era stanca dopo mesi e quindi ha voluto divertirsi, ma in generale lo vediamo, insomma ormai le persone usano le mascherine, stanno naturalmente a distanza, nel senso che comunque hanno capito che forse è meglio stare un po' lontanini per non incorrere in problemi, ma non soltanto a livello reale, anche proprio per la loro propria sicurezza. Però vedo insomma che le persone vengono tranquillamente in gelateria, anche quando si mettono in fila stanno alla distanza di 1 metro, in maniera che comunque ognuno abbia il proprio spazio. Infatti vediamo anche adesso, vi faccio vedere un po', c'è un po' il sole, ma eccoci. Abbiamo i tavoli del ristorante, ecco. Ovviamente adesso, come vedete, i tavoli non sono fuori perché i baristi soprattutto hanno capito che adesso la gente sta andando al mare, quindi li mettono fuori al pomeriggio. Però il ristorante alle mie spalle, insomma, ha i suoi tavoli ben distanziati e quindi la gente mangia tranquillamente, insomma. Certo. Senta una cosa, oggi sono 4 mesi da quel 21 febbraio nel quale iniziò tutto. Ci racconta 4 mesi da titolare di un esercizio che ha dovuto fare i conti come tanti altri insomma con il lockdown? Io vi racconto, ragazzi, una cosa molto importante, perché la racconto sempre adesso anche ai miei amici. Io il giorno del 21 febbraio ero all'ospedale ad Abano perché c'era mia moglie che doveva partorire la nostra bambina. Quel giorno abbiamo visto le chat e ricordate il 21 c'è stato il primo caso. Certo. Purtroppo cosa è successo? Noi abbiamo una chat tra dirigenti e abbiamo visto che appena è scoppiata la notizia, già tantissimi ristoranti, ma non a Vo, nelle zone limitrofe, che significava Padova, hanno avuto delle disdette importantissime per il weekend, ma cioè, gente che aveva, 100 prenotati e se ne avesse di dire 70. E quindi abbiamo capito fin da subito che sarebbe stato un grosso problema. Tant'è che ci siamo attivati come associazione sin da subito perché dovevamo spiegare cosa sarebbe successo, avendo paura che questa cosa al tempo restasse confinata a Padova. E quindi abbiamo interessato subito la regione, abbiamo cercato di far capire che probabilmente era meglio parlare di sospensioni eventuali di mutui, cosa che poi è stata fatta assolutamente, però ce ne siamo accorti fin da subito. Tant'è che anche se il lockdown è partito, se non sbaglio, è stato il 12 di marzo, sì. Noi di Padova, soprattutto gli esercizi di Padova, dai ristoranti agli alberghi, abbiamo visto un calo importante del fatturato sin dal 22 di febbraio, quindi con 20 giorni di anticipo. E poi cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto reinventarci un po' tutti perché tanti amici che hanno i ristoranti hanno cominciato a fare consegna a domicilio. Noi stessi abbiamo aspettato una decina di giorni. A dire il vero, noi avevamo chiuso il negozio il giorno prima che ci fosse il lockdown perché ormai ci sembrava una cosa
come dire, abbiamo visto la diretta di Zaia, dove Zaia diceva che se non ci cambiava rotta avremmo avuto un sacco di contagi. Noi sinceramente ci siamo un po' spaventati e anche un po' abbiamo detto forse è meglio avere un po' di senso civico, chiudiamo e vediamo cosa succede. Poi il giorno dopo in realtà hanno chiuso tutto, quindi diciamo la nostra scelta è stata, abbiamo anticipato di poco quello che sarebbe successo. Qual è stato il momento peggiore in questi 4 mesi? A dire il vero, nelle prime 2 settimane noi eravamo lì e non capivamo cosa stava succedendo. Poi a un certo punto abbiamo visto che le misure che inizialmente il governo non metteva in atto non avrebbero potuto servirsi, allora abbiamo deciso di darci una mano da soli, facendo le consegne a domicilio, ma soltanto per dare un segno ai nostri clienti, diciamo. Il momento peggiore, a dire il vero, io spero che sia già passato e spero che non sia più avanti, chiamiamola così. Senta, abbiamo detto tante volte, parlando proprio con gli esercenti e i commercianti, che appunto se l'emergenza sanitaria sta terminando, se Dio vuole, l'emergenza invece economica è solo nella fase iniziale. Voi che input avete come Appe da parte degli esercenti? Allora, nessuno dei nostri associati penso abbia il 100% di prima sicuramente, perché voglio dire è irrealizzabile la cosa, vuoi perché comunque devi ridurre i tavoli, vuoi perché i clienti non sono più gli stessi e quindi si naviga a vista con il buon senso, nel senso che ci cerca di lavorare il più possibile sperando che questa cosa non ritorni. A quanto sembra dicono che potrebbe ritornare più avanti, quindi tutti hanno questa preoccupazione, che non è una preoccupazione che deve creare ansia, però dobbiamo cercare di essere realisti nell'affrontare la situazione. Poi in realtà io spero veramente che ci siano, che so, ad esempio, che il governo metta in atto delle misure importanti per capire che certe attività magari sono state colpite più di altri rispetto al lockdown, perché voglio dire, durante il lockdown ci sono state aziende diverse dalla ristorazione che hanno sicuramente potuto lavorare. Noi del settore ospitalità, turismo, lavoro e turismo e gelati, insomma pasticcerie, siamo stati colpiti fin dall'inizio e questa cosa la risentiremo sicuramente, ma purtroppo credo ne risentirà anche l'occupazione, perché se il nostro lavoro cala anche i dipendenti saranno sicuramente lavoreranno sicuramente meno. Avete sentore come Appe che qualcuno possa chiudere e dire basta dopo questo lockdown? Qualcuno l'ha fatto già, qualcuno lo sta programmando. In che percentuale lì a Padova, se si riesce a dire? No, attualmente sono molto basse, per fortuna, parliamo di poche sporadiche attività. In realtà io credo che molti aspetteranno novembre, nel senso la fine dell'anno, per capire un attimino come andrà. Quindi c'è questo margine temporale. Senta, non riguarda tanto le gelaterie perché la movida è più legata ai locali e ai bar, però il tempo di quelle polemiche, le movida, secondo lei è finito o c'è ancora da tenere un po' gli occhi aperti a Padova? Ma guardi, allora, quella sera lì in realtà secondo me è stato ingigantito poi il caso, nel senso che erano una quindicina di persone in un angolo e sicuramente, ma io capisco anche che i ragazzi, io ho un figlio di 7 anni ed era stanco di stare dentro casa, anche se io ho il giardino per carità, però mi immagino un ragazzo di 20 anni che faccia fatica, quindi diciamo che non è che per 15 persone possiamo mettere all'agonia una città intera. È successo, probabilmente se ci fosse stata una piccola pattuglia, insomma, lì non sarebbe successo, ma in realtà mi sembra di vedere gente molto educata, nel senso che la gente si mette le mascherine. È ovvio che se ho 100 persone magari qualcuno avrà la mascherina leggermente abbassata, ma queste cose credo che possano succedere dappertutto, anche perché adesso, dopo lo sfogo iniziale che mi pare sia successo in tante altre città, in realtà adesso insomma le persone, a meno che non siano esempi o cose eclatanti, insomma si stanno comportando bene. Certo. Le faccio un'altra domanda che invece riguarda un po' il futuro, un po' l'ha detto lei, insomma, la ripartenza, cioè a Padova come sta procedendo l'operazione sui plateatici? C'è questa possibilità, insomma, di ampliare? Sì, allora le notizie che ho è che le persone stanno dando da fare e ringraziamo anche il comune, insomma, che si è dato da fare per mettere a disposizione, ma non soltanto i plateatici, perché ho visto che hanno messo a disposizione anche, insomma, le aree verdi per le associazioni. Diciamo che è un modo, sono diciamo nuove linee guida che
ci si sta cercando di inventare per riuscire a dare un aiuto alle persone. Io credo però una cosa, purtroppo, che noi abbiamo comunque qui bisogno a Padova di tornare, spero per il 2021, almeno con i turisti che ritornano, come pure gli studenti, perché poi in realtà molti locali, cioè Padova è una città fatta e commisurata anche a turisti e studenti, li abbiamo da sempre, vuoi per il santo, vuoi per le bellezze architettoniche che abbiamo, e vuoi anche per il turismo lavorativo, cioè per i convegni che vengono fatti. Cioè, Padova ha tantissime attività perché comunque risponde ed è recettiva a tutte queste attività. Se queste attività vengono meno, anche i locali sicuramente si devono adeguare. Benissimo, grazie. Allora, grazie a Lorenzo Zambonin che ci ha dato questo quadro della situazione a Padova. Buon lavoro evidentemente per il proseguo della giornata. Grazie a tutti e buona giornata a tutti. Grazie Lorenzo Zambonin. Questa è la situazione a Padova in questo momento. Allora facciamo così, una brevissima pausa pubblicitaria e poi continuiamo con la nostra edizione straordinaria. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria. Abbiamo raccontato poco fa con Lorenzo Zambonin 4 mesi, perché oggi sono 4 mesi dall'inizio della vicenda coronavirus che un po' ha riguardato tutti noi. Ed è anche il primo giorno d'estate. Abbiamo raccontato 4 mesi di emergenza raccontati dal uno dei protagonisti dell'app e dell'associazione dei pubblici esercizi di Padova, quindi abbiamo parlato dei commercianti, di come hanno vissuto questi mesi e di come vivono adesso la ripartenza. Fra poco sentiremo invece il bilancio di 4 mesi da sindaco, ad esempio gli amministratori locali. Avremo Rossella Cendron, sindaco di Silea, che ci racconterà invece come ha vissuto in prima linea, come tutti i sindaci, questa situazione. Peraltro lei si è spesa molto anche per tenere un po' i contatti con i cittadini, lo racconteremo tra poco. Nel frattempo torniamo ad Alex Zanardi. Come sapete il bollettino medico dice che la situazione resta stabile, più passa il tempo più diciamo la sensazione è quella di ottimismo, anche se le conseguenze neurologiche e sulla vista si dovranno tutte valutare, però resta in prognosi riservata perché non si possono escludere eventi avversi nell'evolversi della situazione, quindi purtroppo la prognosi ancora non si può sciogliere. Però c'è un punto importante sulla questione dell'inchiesta, perché si era parlato di un video, di una testimonianza nella quale si diceva che forse Zanardi aveva perso il controllo dell'handbike perché stava facendo un video col telefonino. Ebbene, secondo il video acquisito dal procuratore di Siena nell'ambito dell'inchiesta in corso, Alex Zanardi non aveva in mano il telefonino al momento dell'incidente venerdì pomeriggio sulla strada provinciale 146 tra Pienza e San Quirico d'Orcia. Stringeva invece le manovelle del manubrio della sua handbike. Risulta questo dai video acquisiti dal procuratore. Appunto nel caso dello schianto tra il pilota campione paralimpico e il camion durante la staffetta a tappe obiettivo tricolore. Allo stato dei fatti, spiegano al Corriere della Sera gli inquirenti, non abbiamo alcun elemento testimonianza a favore del fatto che Zanardi stesse utilizzando un telefonino al momento dell'impatto con il camion. Spiegano appunto gli inquirenti al Corriere, categorici sulle ipotesi circolate appunto nella serata di ieri che il pilota stesse filmando col telefonino all'ingresso della curva dove ha perso il controllo del mezzo. Al momento non risulta, spiega il capo della procura. L'ipotesi non è mai stata avanzata da testimoni oculari sentiti fino a questo momento e cozza anche con la modalità di guida dell'handbike. Al contrario, infatti, di una bici classica, il mezzo si controlla con le 2 mani, sempre sulle manovelle di trazione della ruota anteriore, sia per poter avanzare, sia perché la ruota è sensibilissima ad ogni movimento del manubrio, specie quando si imbocca una curva. Continua il Corriere, Zanardi in quel tratto arrivava poi da una serie di curve in discesa e in sequenza rapida, il che rendeva del tutto improbabile l'ipotesi che non avesse le mani sul manubrio. Da alcuni filmati in possesso degli investigatori e da loro già visionati, risulterebbe dunque che Zanardi avesse il controllo della sua handbike prima di perderlo per ragioni però ancora da determinare e finire fuori strada. Questo è un punto importante
per chiarire un po' l'inchiesta, le responsabilità certamente, quindi c'è questo punto che viene portato avanti dal procuratore. Per quanto riguarda invece la questione sanitaria, come abbiamo detto, non c'è ancora uno scioglimento della prognosi, perché purtroppo le condizioni restano molto gravi, anche se ovviamente il passare del tempo rende più ottimisti sulle condizioni, però non si può sciogliere la prognosi. Non so, chiedo a Italo se abbiamo Rossella Cendron, se no proseguiamo. Non ancora. Allora vi do un altro aggiornamento, che invece riguarda la Vogada, perché sta continuando. Fra poco adesso vi faccio vedere anche delle immagini, 150 e 200, come abbiamo detto, tra 150 e 200 le vedremo poi questa sera. Le immagini più belle della Vogada della Rinascita. Vi faccio vedere anche un altro video, se riesco, mentre continuano a scorrere le prime immagini. Avete visto anche il sindaco in tenuta proprio da Voga. Vediamo un attimo se riusciamo, intanto vediamo queste immagini. Ecco, queste sono altre immagini che riusciamo a vedere. Aspettate un secondo, ecco qui, ecco, queste sono le sirene e l'alzaremi, adesso ve lo faccio vedere. Uno dei momenti della Vogada, perché appunto protagonisti ovviamente anche i medici. Un ringraziamento ai medici protagonisti anche oggi, ad esempio nella conferenza stampa di Zaia. Questo è un altro scatto della Vogada che vi possiamo mostrare. Ecco qua, questo è il sindaco Brugnaro insieme al delegato Giusto. È un esempio, perché sappiamo che saranno mesi difficili, dobbiamo rilanciare la socialità, dobbiamo uscire dalle case, dobbiamo rilanciare l'economia, far ripartire le fabbriche, le aziende, il turismo, e a Venezia vogliamo dimostrarlo, per cui nessuna lacrima, un grande omaggio ai sanitari che ci hanno aiutato, simbolicamente ovviamente l'ospedale di Venezia, ma in rappresentanza di Mestre, di Dolo, di San Donà di Piave, di Chioggia, di tutto, l'entroterra e di tutta l'Italia. Ma anche vogliamo ringraziare tutti i lavoratori, le forze dell'ordine, le persone che hanno lavorato sugli autobus, sulla nettezza urbana, tutte le persone che hanno continuato a vigilare su di noi. L'Italia riparte, vogliamo farla ripartire da Venezia. Queste le parole di Brugnaro. Accanto a lui c'era la moglie Stefania, poi c'era il delegato alle tradizioni Giovanni Giusto. Vediamo se intanto vi riesco a recuperare anche le parole del direttore generale dell'ULSS 3, eccolo qui. L'ULSS 3 Serenissima, dal Ben. Allora adesso ve lo recupero in questo momento, ci stanno girando tutte le immagini il nostro Lorenzo. Allora, il direttore dal Ben. Un ringraziamento al Panathlon di Venezia che ha voluto organizzare questo bellissimo incontro tra il mondo del volontariato, in questo caso appunto il mondo del Panathlon e chi ci sta attorno, e l'ospedale civile di Venezia con i suoi operatori, per un ringraziamento, per una sottolineatura che vuole essere un'attenzione appunto alla sanità veneziana. Queste allora le parole di Dal Ben. Insomma, come avete sentito, come avete visto, ci incrociano un po' il tema della ripartenza, che riparte dal grazie ai medici, protagonisti peraltro, lo ricordo, li vedremo questa sera poi nei nostri servizi, della conferenza stampa di oggi con il governatore Zaia, Maria Teresa Gallea, Luca Sostini e Paolo Simonato, i medici giovani, premiati anche da Sergio Mattarella, e quindi con il ringraziamento, la testimonianza di coloro che volontariamente hanno prestato il loro soccorso, il loro servizio nei giorni più drammatici a Vo, nei giorni anche della quarantena, perché
c'era da sostituire dei colleghi in quarantena e quindi si sono prestati per fare questo servizio e hanno raccontato insomma nella conferenza stampa le loro emozioni, ovviamente le paure normali ovviamente anche di chi è abituato a situazioni di emergenza. Allora, vedo in collegamento in mezzo ai boschi, adesso ci dirà dove si trova, il sindaco di Silea, Rossella Cendron. Buona domenica, buongiorno. Buona domenica a tutti voi. Allora, la prima domanda che ci facciamo è: dove si trova? Guardi, oggi sono per la prima volta con la mia famiglia in gita giornaliera al lago di Santa Croce, quindi siamo sull'Alpago, anche noi ci siamo dati all'esplorazione delle nostre montagne, insomma. Com'è la giornata lì? Guardi, la giornata è bellissima, al lago chiaramente di Santa Croce, come si sa, c'è molto vento e quindi è pieno di windsurf, pieno di famiglie che passeggiano, che si gustano la giornata. E davvero anche per me è la prima volta che con la mia famiglia ci spostiamo, insomma, fuori comune dopo questo periodo di emergenza, ed è proprio un simbolo di una nuova libertà, un riconquistato momento di serenità familiare anche per noi. Sì, ovviamente, salutiamo anche ovviamente la sua famiglia. Allora, oggi non è solo il primo giorno d'estate, è anche 4 mesi dall'inizio di questa emergenza, era quel 21 febbraio a Vo dove tutto è iniziato. Allora, ci piaceva farci raccontare questi 4 mesi da un amministratore locale. Abbiamo sentito 4 mesi di bilancio dai medici, 4 mesi di bilancio dai commercianti, quindi le categorie economiche, gli amministratori locali in prima linea. Come sono stati questi 4 mesi? Sono stati davvero mesi densi e intensi, proprio perché chiaramente è un'emergenza mai vissuta prima, e all'inizio, devo dire la verità, non c'era una percezione chiara di quello che stavamo andando ad affrontare, perché l'escalation e le nostre riunioni domenicali da fine febbraio si sono intensificate proprio perché nel giro delle prime 2 settimane, dal 23 di febbraio, la situazione è cambiata radicalmente. Sono stati mesi di lavoro duro, non ho problemi a dire anche di 24 ore al giorno, in stretta connessione fra noi. Credo che questo sia l'aspetto più importante da sottolineare. Attraverso oggi i mezzi tecnologici, in particolare i gruppi WhatsApp, ci tenevamo aggiornati su tutte quelle che erano le novità normative, perché spesso ci trovavamo in questa situazione, a volte, lo confesso, imbarazzante, in cui le notizie prima venivano date via stampa, con le conferenze stampa, attraverso Facebook, i social, e poi noi ci siamo trovati spesso a rincorrere l'uscita ufficiale di quelle che erano le ordinanze e i DPCM, decreti ufficiali, e quindi un grosso lavoro anche di coordinamento fra di noi per poter dare poi una risposta ai cittadini. Ecco, io credo che al di là di quelli che sono colori politici, posizioni che ci vedono protagonisti in maniera diverse nei nostri consigli comunali, si è trovato un modo di collaborare e di sentirci durante questa pandemia davvero un'unica squadra che aveva uno scopo, quello di portare sicurezza ai nostri cittadini. Senta, e di dare anche dei messaggi per rassicurare la popolazione, perché davvero ci sono state le prime settimane di marzo in cui c'era anche molta paura. Ecco, allora la prima domanda che le faccio è un po' come ho chiesto anche prima al rappresentante dell'Appe di Padova: il momento peggiore qual è stato? Quelle prime 2 settimane? Io credo il primo mese, quando avevamo un forte incremento dei casi positivi, e quindi c'era una paura su come poteva evolvere l'epidemia, la pandemia poi, e quindi quello è stato il momento più duro in cui non si sapeva se fossimo riusciti a contenere il diffondersi dell'epidemia. Devo dire che qua
nel territorio trevigiano, io parlo per Silea ma parlo anche per il resto del territorio trevigiano, la popolazione è stata davvero rispettosa e quindi siamo riusciti a contenere i casi. E questa, quando abbiamo cominciato a vedere la curva, la cosiddetta curva che scendeva, credo che abbiamo tutti iniziato, amministratori e cittadini, a tirare un sospiro di sollievo. Senta, ho notato però prima anche un po' la nota che, insomma, come dire, non dico polemica, ma quasi, forse sì, nei riguardi un po' della gestione di questi DPCM da parte dei sindaci, cioè voi sindaci costretti a rincorrere spesso decisioni un po' prese all'ultimo. Sì, io se posso contestare una nota è esattamente questa. Avremmo voluto un maggiore coinvolgimento dal basso e quindi per poter come dire, meglio spiegare le decisioni ai nostri cittadini e quindi è chiaro, siamo in una situazione di emergenza, quindi le decisioni si rincorrono velocemente, tutto ha dei ritmi completamente diversi, però credo che coinvolgere i sindaci, che ricordo sono il baluardo nel territorio di quella che è la forza decisionale, sia che si parli di governo centrale che sia che si parli di regione. Ecco, noi siamo il contatto diretto con i cittadini e dobbiamo essere considerati in maniera diversa. Possibilmente dobbiamo avere le decisioni ufficiali in anticipo in modo da preparare l'applicazione nelle nostre realtà comunali. Ecco, questo è la nota un po' critica che mi sento di fare, cioè la comunicazione istituzionale va gestita in maniera corretta. Non può essere più importante la conferenza stampa che tra virgolette, il decreto approvato e pubblicato che noi sindaci abbiamo ovviamente dopo. Ci deve essere un percorso diverso di condivisione e questa vuole essere assolutamente una critica costruttiva. Questo per quanto riguarda la comunicazione, per quanto riguarda invece i fondi, le risorse per i sindaci, su questo fronte? Guardi, devo dire la verità, sia per quanto riguarda il fondo alimentare, che è stato stanziato ed è entrato esattamente 2 giorni dopo nelle casse comunali, c'è stata una decisione, cioè un'azione molto rapida sia per quello che riguarda il fondo alimentare sia per quello che riguarda il fondo per la sanificazione e quindi per la necessità che riguardano le pulizie, diciamo anche per esempio degli istituti scolastici. E quello che io chiedo con forza in questo momento è il famoso decreto legge semplificazioni. Noi abbiamo bisogno, per agire nei nostri territori, per agire nei confronti anche delle imprese, per rimettere in moto la macchina dei lavori pubblici, del DL semplificazione. Noi dobbiamo poter rispondere al nostro territorio in maniera rapida con anche procedure semplificate. Ormai è 2 mesi che sento parlare del DL semplificazione e io lo vorrei già pronto da settimane, perché ricordo che se appunto per aiutare il nostro territorio dobbiamo incidere anche attraverso, per esempio, vi faccio l'esempio più banale, più semplice. Adesso, a parte la concessione dei plateatici in maniera gratuita alle attività ricettive e alle attività ristorative che hanno bisogno di ampliare gli spazi proprio per le norme sulla distanza sociale, ci sono altri tipi di pratica che vedono il bisogno di maggiori spazi, specialmente anche per quello che riguarda le attività commerciali, la ristorazione. E dobbiamo procedere in maniera veloce, non possiamo aspettare la concessione del Parco del Sile, la concessione del paesaggistica. Dobbiamo avere lo strumento per bypassare determinati meccanismi che bloccano la burocrazia. Oggi le autorizzazioni dovremmo poterle dare noi sindaci che sappiamo com'è il nostro territorio e quali sono i problemi che emergono per poter intervenire direttamente. Io parlo di questo periodo di emergenza, poi si rientrerà in una situazione normale. Dobbiamo poter intervenire subito.
Un'altra cosa che le chiedo, e prendo spunto da quello che ci ha detto in apertura della nostra edizione straordinaria il sottosegretario al Ministero dell'Interno Achille Variati. Parliamo delle elezioni. Ancora non c'è un'ufficialità della data, ma sarà insomma il 20 settembre al 90%, insomma anche forse di più. Rimane il problema della questione scuole. Da più parti è arrivato l'invito, l'appello trasversale, a dire la verità, perché è un appello che fa anche, anzi è stato il primo a farlo Arturo Lorenzoni, che è il candidato diciamo dell'area centro-sinistra per le regionali, ma fatta propria anche da Zaia e dagli altri, cioè di predisporre dei seggi fuori dalle scuole, in altre zone che non siano le scuole, per evitare il disagio di dover chiudere le scuole. Variati però oggi ha detto attenzione, perché non è così semplice, peraltro è una decisione, è un'organizzazione che spetterà in qualche modo anche ai sindaci. Ancora una volta vi dovete far carico di eventuali novità, bisognerà rimandare comunicazioni sui seggi alle varie persone e trovare delle zone che siano vicine comunque al centri, insomma, perché le scuole hanno anche questa funzione, essendo centrali, diventano centrali o comunque vicino alle abitazioni, insomma sono anche dei luoghi deputati da sempre a funzionare da seggi. Lui dice insomma non è così automatico che possa essere questa la soluzione. Da sindaco, che nel caso dovrà organizzare questa cosa, come la vede? Io sono pronta, perché credo che se possiamo individuare dei luoghi diversi per poter far iniziare i ragazzi la scuola, non a fine settembre ma a inizio settembre, come al solito, ai nostri ragazzi dobbiamo fare assolutamente questo sforzo. Lo dobbiamo ai nostri ragazzi, perché ricordo che i ragazzi sono a casa dalle vacanze di carnevale. Voi sapete che sforzo enorme è questo per tutte le famiglie e per veramente la situazione che si è venuta a creare, la mancanza di socialità, la didattica che è stata gestita a distanza in questi mesi in maniera lodevole dalle maestre, dalle professoresse e anche dalle famiglie. Ma dobbiamo far sì che i nostri ragazzi rientrino a scuola il prima possibile. Se questo comporta il fatto di trovare altri luoghi che possono essere deputati alle votazioni, io farò la mia parte e credo che le soluzioni si possano trovare. Poi capisco, perché la realtà è diversa da paese a paese e non tutti possono avere dei luoghi pubblici adeguati, ma io sono pronta a fare questo sforzo organizzativo se la compensazione è quella che i nostri ragazzi possono iniziare ad andare a scuola in un tempo normale. Abbiamo bisogno di riprenderci la normalità e questo passa anche attraverso la scuola, soprattutto per il fatto che abbiamo reiniziato i campionati di calcio e non siamo riusciti a rimettere in classe né i ragazzi delle scuole né tantomeno della materna. Questo è vero, certamente. E questo è anche il grosso sforzo che stiamo facendo noi come comuni, anche qui a Silea in particolare, è quello di aver attivato già i centri estivi, proprio perché abbiamo voluto dare prima di tutto un'opportunità ai ragazzi, perché i bambini e i ragazzi hanno bisogno, ripeto, di tornare a una situazione di socialità dopo questi mesi quasi di estraneamento, perché sono stati in famiglia, pian piano sono ritornati anche a stare con i nonni, però adesso veramente anche per la ripresa del lavoro dei genitori abbiamo bisogno di soluzioni e noi qui a Silea ci siamo attrezzati sia con il centro estivo comunale, con almeno altre 6 realtà private a cui abbiamo dato l'opportunità di utilizzare spazi pubblici in maniera da rendere più facile l'organizzazione. Ci siamo messi a completa disposizione e supporto anche in quello che è il rapporto con l'ULSS per proprio quello che è la responsabilità di gestione del centro estivo per contrastare la diffusione del Covid. Quindi davvero c'è stata una bella rete anche con l'ULSS, con la formazione, con le indicazioni su come far avviare i progetti di centro estivo in maniera responsabile e consapevole.
e noi comuni su questo ci siamo al 100%. Torno un attimo sulla questione seggi, ma lei avrebbe già individuato qualcosa? Silea ha un'alternativa? Abbiamo la fortuna di avere anche molti luoghi deputati allo sport, quindi il palazzetto dello sport, il Pala Silea, il Pala Parco, che potrebbero essere una giusta alternativa e hanno anche una facile collocazione che potrebbe suddividersi per frazione. Quindi abbiamo già fatto dei ragionamenti, chiaramente stiamo seguendo anche noi le evoluzioni. Certo, le faccio l'ultima domanda e poi la lascio perché la stiamo disturbando in una giornata di vacanza che è anche la prima, diciamo, dopo 4 mesi. No, guardate, è stato un piacere parlare con voi e tenerci aggiornati in questo mese, e lo è anche oggi. E poi, se volete, vi faccio una panoramica Assolutamente sì. Allora, dell'Ago di Santa Croce. Chiuderemo con la panoramica. L'ultima cosa che riguarda ancora una volta un po' quello che l'ha detto lei, insomma, voi sindaci, lei in particolar modo, perché adesso lo raccontiamo, se la gente non lo ricorda, ma lo abbiamo raccontato anche con un servizio, il fatto di fare rete, di tenere i contatti con la gente. Lei rimbalzò agli onori della cronaca, insomma, anche con il sorriso in questi mesi, perché andava a fare gli auguri di compleanno a domicilio, vero? Con il furgoncino. Come era nata quell'idea e come così? Continuerà oppure è finito con il lockdown? No, guardi, è stato un tentativo, appunto, spero riuscito, di stare vicino alle persone, proprio perché abbiamo colto la prima settimana in cui ci siamo recati presso tutte le vie, tutte le frazioni, ripeto, con tutta l'amministrazione comunale. Eravamo con il camioncino della Protezione Civile girando per allertare le persone sulle nuove disposizioni. Quindi, oltre a dare il messaggio di stare a casa, stavamo appunto facendo proprio della vera e propria formazione su come dovevano essere i comportamenti, su come dovevano essere gli acquisti, su come si doveva uscire, per quali motivi si doveva uscire. Dopo una settimana, 10 giorni, veramente vi dico, la popolazione era abbastanza spaventata. Ci siamo accorti di questo proprio perché ci sono tante persone sole, tanti anziani che ci contattavano. Il comune veramente era una linea bollente per chiedere informazioni, e quindi questo è stato un modo per essere vicino, recandoci direttamente dalle persone, cioè nella via fuori casa la persona poteva apprendere quali erano i comportamenti da tenere e magari farci anche delle domande dalla finestra, perché questo è avvenuto, dal proprio giardino, dalla finestra ci faceva direttamente le domande e noi rispondevamo col megafono in maniera da dare direttamente l'informazione. E poi, appunto, dopo una decina di giorni ci siamo accorti di questa un po' velo di malinconia, tristezza e anche paura e isolamento che c'era. Abbiamo detto: ma perché non facciamo un'iniziativa che possa portare anche il sorriso oltre che l'informazione? E così è nata questa idea di fare gli auguri a domicilio, visto che le persone non si potevano ritrovare tra appunto le famiglie di nuclei familiari diversi, di numeri civici diversi, e quindi il sindaco e i miei collaboratori, i miei assessori, i miei consiglieri mi hanno aiutato sicuramente in questo. Ci siamo recati noi a casa delle persone a fare gli auguri, a dare anche, a portare anche una dedica magari dei loro parenti che ci avevano contattato, e anche a dedicare qualche canzone, e credo che più di qualche sorriso l'abbiamo strappato. Non dimentico che abbiamo fatto anche qualche anniversario di matrimonio, qualche 50° di matrimonio, e sono state davvero occasioni uniche, perché guardate, al di là appunto del ruolo, mi porterò questa esperienza di parlare con l'altoparlante dal camioncino della Protezione Civile, me la porterò nel cuore, specialmente quando in più di una realtà magari condominiale ho parlato con l'intero condominio dalle finestre. E quindi davvero sono stati momenti in cui, oltre a domande funzionali, diciamo, a quello che era cosa faccio, come mi posso muovere, la gente ha apprezzato questa vicinanza. E credo che noi sindaci, che viviamo il territorio in maniera stretta, perché in fondo siamo cittadini anche noi, non possiamo mai esimerci dal tenere
questo rapporto stretto con la nostra gente, con i nostri cittadini, che poi sono i nostri vicini di casa in fondo, perché, ripeto, in una dimensione in cui io mi ritengo fortunata, perché Silea ha 10.000 abitanti, qualcosa di più, e ci conosciamo ancora quasi tutti, credo che vadano tenuti i rapporti umani in alta considerazione. Bene difendersi dall'epidemia, ma bene anche tenere la socialità e riuscire a sentirsi comunità anche in questi momenti. Allora, facciamo comunità anche guardando questo lago di Santa Croce, la trasformiamo in operatore per qualche secondo, ci fa questa panoramica? Molto volentieri, mi sposto perché mi sono messa in un angolo tranquillo. Vi saluta anche la mia famiglia. Ricambiamo, ecco qua, perfetto, benissimo. Datemi avvicino. Allora, ci fa questo brevissimo reportage, vediamo un po'. Come assembramenti, com'è la situazione? Tutti ligi al dovere? Molto, molto buona, perché siamo ovviamente, quando si entra all'ufficio turistico qua di Farra dal Pago, tutti con la mascherina, ma poi siamo tutti, distanziati, e quindi la mascherina può restare nello zainetto. Adesso guardate, vi regalo, vediamo se riusciamo. Ah, ecco qua, bellissimo. Guardate, c'è un tempo meraviglioso. Ditemi se si vede bene. Sì, si vede bene, molto molto bello. Finalmente un po' di ottimismo, insomma, un po' di ottimismo, un po' di rinascita. Bene. Assolutamente. Grazie mille, Sindaco, grazie, è stata gentilissima, grazie davvero. Grazie, buona domenica. Buon lavoro, perché avete lavorato tantissimo anche voi in questi mesi, e grazie per questo. Grazie mille, grazie davvero al sindaco di Silea, Rossella Cendrone, che si è trasformata in reporter anche per noi in questa domenica. Allora adesso pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare della rissa durante la movida di Jesolo, ci sono delle novità, allora pubblicità e poi torniamo in studio. Rieccoci in studio, in diretta verso la fine di questa prima parte della nostra edizione straordinaria, come ogni domenica. Poi alle 17:30, ve lo ricordo, la seconda parte dell'edizione straordinaria. Saremo con Daniela Sizzia, daremo altri aggiornamenti, nuovi collegamenti, ci collegheremo anche con Ilaria Marchiori a Sottomarina per vedere un po' com'è la situazione di questo primo giorno d'estate sul litorale nella zona di Sottomarina. Abbiamo raccontato insomma delle spiagge ormai piene, c'è stato anche questo caso di cronaca a Jesolo, la rissa in piazza Mazzini, una trentina di persone, 2 persone ferite fortunatamente in modo non grave, l'intervento della polizia, probabilmente l'abuso di alcolici che ha creato la miccia per questa rissa. È un punto chiaramente caldo quello di piazza Mazzini da sempre a Jesolo. È chiaro che la movida, l'assembramento e in più anche questi eccessi non fanno bene in questo periodo. Allora da quanto abbiamo capito, ma lo sentiremo fra pochissimo, il sindaco di Jesolo Zoggia sta per firmare proprio un provvedimento sul stop all'uso di alcol da una certa ora, e ci faremo dire adesso da quale ora, e anche no bicchieri e bottiglie di vetro, e martedì a quanto pare ci sarà un vertice in questura urgente. Allora Daniela Sizzia ha contattato poco fa proprio il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, e allora sentiamo cosa ha detto proprio riferendosi al caso della rissa della movida a Jesolo. Sentiamolo. Sindaco, dunque una maxi rissa che ha coinvolto diversi giovani un po' provenienti da tutto il Veneto. Sono stati già identificati gli autori della rissa? Ho parlato adesso col commissariato, un'oretta fa. Stanno esaminando i video, quindi sicuramente qualcuno sarà identificato e punito, e anche punito. Diciamo, purtroppo il mio invito che ho fatto alcuni giorni fa sui giornali, sui media, anche in qualche TV, di invitare le persone
aspetta che uso il termine giusto, cretine, per dire una cosa abbastanza simpatica, di non venire a Jesolo se non per divertirsi, per socializzare. Se continuano ad arrivare alcuni gruppi di ragazzi che vengono qua solo per ubriacarsi, per disturbare gli altri, e purtroppo tra migliaia di persone, queste persone ci sono. Ho già concordato con il questore una riunione urgente, sarà fatto martedì pomeriggio, in questura, qua in commissariato qua a Jesolo, con le altre forze dell'ordine, per organizzarsi per i prossimi weekend, perché non è possibile assistere a certi atti che vanno a rovinare magari le serate o anche le vacanze di persone che si comportano normalmente, quindi comportamenti ingiustificabili. Quindi, ecco, Sindaco, da parte dell'amministrazione, una volta identificati questi soggetti? Sicuramente chiederemo i danni, perché hanno rotto anche qualche bidone di immondizia, panchine eccetera, e dopo saranno perseguiti in base alla legge per quelli che sono i reati di disturbo alla quiete pubblica, lesioni, perché c'è qualche ragazzo purtroppo che non sono gravi perché è andato a pronto soccorso, e quindi saranno sicuramente identificati, perché ci sono le immagini in cui si vedono bene le facce, e quindi adesso basta trovarli, ma ha detto il commissariato che li troverà sicuramente qualcuno. Lei firmerà quindi un'ordinanza domani? Farò un'ordinanza che a una certa ora, adesso devo vedere l'anno scorso da che ora era, per vedere se è il caso anche di anticipare, in cui non si può più consumare alcol, soprattutto nelle zone dove c'è la movida, e non utilizzare bicchieri e bottiglie di vetro se non all'interno dei locali, là ci sono i controlli. Tra l'altro ieri sera sono stato in piazza fino a tardi anch'io, fino a quasi l'una, ho visto che i locali in generale si sono comportati molto bene, perché si rispettavano le distanze, c'erano tutti i buttafuori, la gente all'ingresso che verificavano chi entrava, chi usciva, stavano in coda quelli che dovevano aspettare il proprio turno rispettando le distanze, quindi c'era un bel clima, e dopo purtroppo succede questi gruppi di ragazzi che vengono qua solo per disturbare. Questo rovina anche l'immagine. Rovinare tutto. Oltre il clima anche l'immagine della... Certo, l'immagine, ovviamente stiamo facendo di tutto per far vedere un'immagine della città che per fortuna è pronta, siamo in spiaggia, ma anche adesso con questi plateati, tutti i locali che stanno sistemando, stanno rendendo bella, dopo arriva sta gente che ti rovina tutto. Queste allora le parole, insomma anche l'amarezza del sindaco Valerio Zoggia, raggiunto poco fa dalla nostra collega Daniela Sizia, e quindi l'amarezza ma anche la presa di posizione, i provvedimenti che verranno presi chiaramente a livello individuale per le indagini di chi ha scatenato la rissa, ma poi anche la possibilità di come dire, limitare il realizzarsi di queste situazioni con un provvedimento, quindi con un'ordinanza di divieto di consumo di alcolici da una certa ora da stabilire, e anche di utilizzo di bottiglie in vetro, bicchieri in vetro. Martedì invece, come ha accennato il sindaco, un vertice urgente con il questore sulla sicurezza pubblica. Questo accade a Jesolo. Adesso invece torniamo a Venezia, dove vediamo altre immagini importanti della Vogada della Rinascita. Lo rivediamo, ce l'ha girato il nostro Lorenzo Maier. Vediamo questa intanto, ecco, vedete sotto la zona di Rialto, ricordiamo tra le 150 e le 200 le imbarcazioni che hanno animato insomma la mattinata della Vogada della Rinascita. Questa è l'imbarcazione con il sindaco, la moglie Giovanni Giusto, delegato alle tradizioni. Come vedete il passaggio, questo è uno dei, vediamo un altro passaggio, eccolo qui, un altro passaggio lungo il Canal Grande, e c'è un'altra significativa che vi facciamo vedere fra pochissimo, che riguarda invece il patriarca. Come sapete, eccolo qui l'incontro con il patriarca, perché poi la Vogada ha avuto il suo passaggio alla Basilica della Salute. Questo è l'incontro tra il sindaco e il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, in questa giornata di sole
che segna l'inizio dell'estate, proprio nel giorno in cui sono ufficialmente passati 4 mesi dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Vediamo questa, ecco qui, questa vediamo un'altra immagine che ci gira sempre il nostro Lorenzo Maier. Vedete le imbarcazioni che hanno animato insomma la vogada della rinascita. Questo è l'applauso del Giuseppe Dalben, del direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima, perché è una vogada destinata, come dire, dedicata anche ai medici eroi. Vediamo se, non so se riusciamo a sentirlo, mi avvicino un po' col microfono. Voglio solo chiarire che è simbolico qua a Venezia, ma vale come tributo anche per Mestre, per Chioggia, per Saldonà, Milano, Dolo, tutti, Portogruaro, tutti i sanitari italiani. Vi rappresentate con grande dignità. Grazie. Grazie a voi. Complimenti per il fisico da sindaco. Da sindaco. Stavolta io ero meglio. Vabbè, queste le parole del sindaco sulla, così, alla fine insomma della vogada della rinascita. Dunque avete visto insomma i sorrisi, la ricordate la Venezia invece che proprio in quei primi giorni fu costretta a cancellare gli eventi del carnevale mentre era appena iniziato, insomma un altro flash, un'altra istantanea a farci capire come la situazione è cambiata in questi mesi, anche se chiaramente il virus è lì, c'è, si sta indebolendo, ma c'è. Peraltro sulla questione dell'indebolimento del virus continua un po' la polemica a distanza tra i virologi. Ieri le parole del dottor Rigoli importanti sul virus che si sta spegnendo. Resta diversa l'opinione di un altro grande protagonista della sanità veneta di questi mesi, cioè il professor Andrea Crisanti, che nelle pagine del Corriere del Veneto oggi dice queste sono chiacchiere, il virus non si sta indebolendo, quindi resta anche questo scontro un po' tra esperti che chiaramente non consente di mettere un punto fermo davvero, però quello che diceva ieri Rigoli il nostro è uno studio scientifico, stiamo ai dati e i dati ci dicono questo, cioè che il virus si sta spegnendo. Vi ho ricordato prima, siamo davvero in chiusura, vi ho ricordato prima il cartello per mandarci i vostri video, lo facciamo rivedere a Bimbi in TV, eccolo qui, 351 175 5340 per raccontare le giornate dei vostri bimbi. Allora ve ne facciamo vedere un video che è arrivato, alcuni video che sono arrivati in queste ore che faremo rivedere anche questa sera. Vediamolo un attimo. Effetto vitamina, mangiate calde con ragù, mi fanno il pieno per 6 giorni da Questi allora i video, continuate a mandarci le vostre video, i vostri racconti dei vostri bimbi, non solo a casa ma anche adesso che il lockdown è finito, insomma anche le vostre vacanze che iniziano insomma in questi giorni, da oggi anche ufficialmente con il primo giorno dell'estate. Siamo in chiusura di questa prima parte dell'edizione straordinaria che è iniziata parlando delle condizioni di Alex Zanardi, restano stabili, sempre gravi, non si può ancora sciogliere la prognosi.
c'è il rischio di eventi avversi, diciamo, e quindi che si possa aggravare, ma per ora la situazione tende a considerare un po' all'ottimismo i medici, anche se ovviamente i danni neurologici alla vista potrebbero essere importanti. Sul fronte dell'inchiesta è stato in qualche modo chiarito dai video, a quanto pare, che non avesse il cellulare in mano, quindi quelle ipotesi, insomma, di un video che potrebbe aver fatto perdere il controllo del mezzo. Zanardi non è confermata questa ipotesi, anzi sembrerebbe smentita. Resta invece il fatto che quella corsa, diciamo, a quanto sembra non era autorizzata. Vedremo allora l'evolversi della situazione. Abbiamo parlato dei medici eroi, protagonisti della conferenza stampa del governatore Zaia, i giovani medici che hanno operato a Vo, nella Vo dei giorni terribili di questi 4 mesi di emergenza coronavirus, e poi insomma anche di quel caso della Movida di Jesolo. È tutto davvero, adesso la programmazione continua e poi alle 17:30 con Daniela Sizia riprendiamo il racconto di oggi. Arrivederci.